Prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, ancora una domenica di calcio insieme con GP Giovanni Facori. Ecco, nel frattempo Livorno sta recuperando. Perché Gemma è contenta, Livorno va a 2, quindi in questo momento Verona 3, Livorno 2, stanno giocando a Livorno il famoso lunch time. Lunch, ok. Lunch buon pomeriggio, vedete che siamo sempre in diretta noi, anche quando giocano siamo sempre in diretta e siamo sempre più a mezzogiorno belli, volevo dire. Sì. Belli. Parla per te. Allora. Benvenuta Pamela Bonissa. Ecco. Ciao, sono da sola perché Omar si è seduto lì. Non sei da sola. Comodo ovviamente, sempre in poltrona. Lo faremo alzare. Omar, sei comodo in poltrona? Certo, mi sto preparando per il duplex, no? Il duplex? Questa settimana farò duplex, ma lo scoprirete nel corso della settimana. Esatto, guarda che anche tu non comincia allora. No, il duplex. Siamo al primo minuto di trasmissione e già mi hai dato dalla vecchia. Giovanni, guarda che io levo il microfono e vado via, te lo dico. A che ora vuoi che finiamo la trasmissione oggi? Allora andiamo, spicciamoci che poi prima si inizia. Prima si inizia. Presentiamo intanto gli ospiti che sono attualmente arrivati, in arrivo altri ospiti. Prego. Presentiamo Michele Cupitò, che è un ritorno in realtà, vecchio amico di vecchia data appunto di Giovanni, presentatore, organizzatore di Miss Italia per il Friuli Venezia Giulia e per il Veneto. Complimenti, benvenuto. Grazie a voi. Grazie, soprattutto voi siete a casa, non a Giovanni. Che non c'entra niente Giovanni in questa trasmissione. Ricordate che sono alle tue spalle, volevo solo dirti questo. Benvenuta, bentornata Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia modashow.it. Benvenuta. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E poi presentiamo Enrico Pellizzari, showman, cantante, attore poliedrico e amministratore del gruppo Facebook 6 di Udine Se. Posso dire il numero dei membri? Che a lei piace molto. 7888. Complimenti. Pensa che festone con 7888 Festazza. membri. Bene. Tralascio ogni considerazione sul termine membro. Beh, non l'ho scritto io, è scritto su Facebook. No, vabbè, però l'hai detto con quel questa è opera di Giovanni. È scritto su Facebook. Infatti, si chiamano membri. Pubblico. Nel gruppo si chiamano membri. Oltretutto poi con la calzatura fetish che ti ritrovi oggi. Nessuno la vede a parte voi. Alza la gamba, nel senso facciamo secondo me io riesco ad alzare la gamba fino a lì. Ah, è vero, scusa, mi dimenticavo. Benvenuta Martina Floreani, vi interrompo così. Sì, esatto. Benvenuta. Modella e studentessa all'Università di Udine di cosa? Management e organizzazione aziendale. Quindi sono all'ultimo anno, specialistica, quindi economia, dai, diciamo. Ok, benissimo, bene, una futura disoccupata anche lei. No, facciamo speriamo un di Beh, ma no, scusa, è un ramo dell'Arco di Como, sì. Italia. Esatto. Sì. Vabbè, Fiorente per fiorente. no, effettivamente può essere che anche perché in quel settore Enrico Pellizzari, correggimi se sbaglio, la bellezza aiuta nel settore del management di queste cose qua. Beh, in che settore non aiuta? No, ma in particolare, anche perché è un settore Devo dire qualcosa? Sì, devi dire qualcosa, se no perché ti abbiamo invitato. Prego, parla. Sì, con le tue parole, Finiamo alle 5. No, farò, diciamo così, una considerazione. Sì. Qua sono perfettamente d'accordo con quello che esatto, no? Perché da un punto di vista estetico, a un certo punto dell'esistenza, se qualcuno, cioè, è meglio essere belli, simpatici, intelligenti e ricchi piuttosto che brutti, antipatici e poveri. No, brutti, punto. Bene. O dunque salutiamo naturalmente. Salutiamo Lucia, salutiamo Gemma, esatto. Salutiamo Enrico, salutiamo il nostro cameraman Vittorio, che non gli ho fatto i complimenti settimana scorsa, ha preso 30 ad un esame. Esatto. Siamo degli asini noi a non fargli i complimenti. Assolutamente. Complimenti Vittorio. No, Forza Napoli. Ce l'ha detto anche in ritardo, aveva preso 30 mi sembra, non ce l'ha detto. Perché è timido. Non lo so. Febbraio dura ma 28 giorni. L'ha preso. Ma poi il bello di tutto è che lui non lo sentite mai parlare purtroppo, ma ha preso 30 in italiano. Io ho preso 30 una volta. Sì, 30, cosa? Araldica applicata. Araldica applicata è una bellissima medaglia. Gemma, cosa ne pensi dell'araldica applicata? No, volevo dire che ho detto in ritardo per non pagare da bere. Ah, ecco. Ecco ma qua è perché. tutto gratis, è tutto a spese di GP. Poi possiamo fare gli auguri alla sua mamma, che lui... Ci mancherebbe. È vero. È vero. Stasera... Gliel'ho mandato. Gli hai mandati gli auguri? Si è sentito? Eppur parla. Come si chiama la mamma? Lucia. Ciao Lucia, Auguri buona Lucia. tanti auguri. Tanti auguri a Lucia.
Suggerirei un trenino di auguri. Un trenino. Esatto, Un famosa radio pepe. Capodistria dei nostri tempi. Vabbè, Prego. io ho condotto un capodanno a Telecapodistria, Lo so, non radio. è la scusa. stessa cosa. Però mi sono divertita. Sì. Niente Prego trenino. Gemma. No, dalla Repubblica Ceca ci colleghiamo da Tamai con Alberto Comisso. No, da perché non ho Tamai, spero che capito sia dov'è. rientrato ormai. No, lui è a Tamai, ma siccome gli In piace la Rep- Repubblica Ceca, hanno trasferito lo C'è stadio un di Tamai Tamai anche lì. in Repubblica Ceca. Prego, allora Alberto Commisso per questa bella Alberto. partita, la prima partita in casa Ragazzi, Alberto. Ragazzi, buongiorno a tutti. Mi fate morire sempre da ridere voi È questi vero. collegamenti. Chissà se è un complimento. Abbiamo creato un ponte radio direttamente dalla Repubblica Ceca per fare appunto questo collegamento per San Paolo Padova. No, è una cosa fantastica. Oggi l'ideale sarebbe stato essere al mare, no? Dopo una settimana insomma di viaggio Repubblica Ceca, oggi sarebbe stato l'ideale andare al mare, sì. E invece sei allo stadio. La prossima volta ti mandiamo a Lignano, a seguire Lignano. Sì. Anche il Bibbione c'è una squadra con un bello stadio, tra parentesi. Sì, beh, sicuramente, insomma. Va bene. Voi ragazzi tutto bene, come state? Benone, Alberto, come no? sempre. E Pamela Bonesso c'è? C'è. Ci sono, un bacione. Un bacione anche a te, cara, un bacione a tutti e non vedo l'ora di vedervi, al più presto. Soprattutto Pamela, non so perché, ma immagino Pamela. Soprattutto Pamela e Sara. No, veramente No, Sara perché vuole la Alberto. maglia. Sono i miei Alberto, gioielli. ti ho già spiegato, con le donne non le puoi mettere tutte e due insieme sullo stesso. Devi scegliere, devi fare una scelta. Tutte? E deve essere quella giusta. Lui fa una scelta, tutte. Ma poi non È una scelta molto una. difficile, preferisco tutte per non fare delle distinzioni. Ah, però aspetta, Alberto mi ha dedicato la sua copertina a Facebook, bisogna Beh, dire. ovviamente. Guarda che la cambia 2 volte al giorno quella. Assolutamente non è vero, guarda. Non è vero, Sono molto infatti. fedele a queste cose. Comunque devo dirvi una cosa, che Alberto è rientrato la notte tra mercoledì e giovedì, mi sembra. Vero? Sì. Benissimo. E più, sei anche arrivato tardi in Italia perché hai trovato un po' di neve, non tantissima dalle foto che ho visto per strada. Guarda, da Graz fino a Pontesma, insomma, continua neve. Sì, una bufera, diciamo, ma venerdì sera non ha perso l'istinto ed era a quagliare a Porto Gruaro, quindi nonostante la stanchezza lui non perde botta, era a quagliare una bella ragazza. La caccia alla quaglia? Sì, ma lui cosa vuoi? Tra quaglie e tacchine lui è bravissimo. Come dire, la volta che perde il pelo me lo dite, insomma, no? Mi sembra di capire qua, no? Allora, parlando di calcio, sì, no? di calcio, che ogni tanto parliamo anche di questo in questa trasmissione. Quest'oggi tu sei a Tamai per seguire la prima partita in casa del nuovo allenatore Stefano De Agostini del Tamai, ha esordito domenica scorsa con un bellissimo successo in trasferta e quest'oggi vediamo se riesce a confermarsi in casa e a portare fuori dal pantano della fondo classifica il Tamai. Già, perché insomma il Tamai oggi ha atteso alla partita della Svolta, l'entusiasmo e alle stelle, che dopo quel debutto vincente, appunto come dicevi tu, di mister De Agostini sulla panca delle Furie Rosse. Quello successo domenica scorsa con il Montebelluna oggi non deve fare testo, col San Paolo Padova si volta pagina e si cercano altri 3 punti per uscire dalla zona calda della classifica, quindi naturalmente l'obiettivo oggi sono altri 3 punti e salutare quindi insomma l'incubo, come si può dire anche lo spettro insomma di questi play-out che sembrano veramente insomma trascinare insomma questa squadra sempre più verso il basso della classifica, però ricordiamo che il successo di domenica scorsa ha creato un grande entusiasmo, insomma la gente, ho parlato prima, sono arrivato un po' in anticipo qui allo stadio e c'è veramente grande entusiasmo, c'è un clima veramente sorridente oggi qui, anche perché insomma il sole sbazza questo bellissimo campo, ci sono 15 gradi, quindi insomma l'ideale per assistere a questa partitissima col San Paolo. E al comunale di Via Giovanni XXIII, però la vittoria manca ancora in questo 2014, quindi è l'occasione giusta oggi per far vedere che lo squadrone, insomma, queste Furie Rosse sono veramente, credono di essere veramente delle furie e capaci insomma di battere questo San Paolo Padova che ricordiamo è reduce dal colpaccio col Pordenone, perché la settimana scorsa insomma i patavini hanno messo KO i nauniani, quindi anche loro sono sicuramente una squadra ben quadrata e ben corazzata. Importante novità in formazione, il San Paolo, ho fatto una sfogliata prima e non c'è presente all'interno Lucchini, al suo posto il giovanissimo Pittarello, un classe 96 che sicuramente farà parlare bene di sé. Vi leggo velocemente le formazioni, il Tamai giocherà con Peressini, Meneghel, Corazza, Colombiera, Agan, Perissinotto, Furlanetto, Ursella, Motta, Zambon e Federico Furlan.
Furlan, in panchina Sforzin, Scappin, Ortolan, Furlan, Dalmas, Gutto, Crizieu, Bolzon, Sellan e ricordiamo in panchina Stefano De Agostini. Risponde il San Paolo Padova con Rosiglioni, Gall, Gomiero, Piaggio, Faloppa, Poletti, Cadau, Bedin, Moresco, Pittarello e Franceschini. A disposizione di Masitto, Cristiano, il mister, Savi, Di Lattora, Gomiero, Giusti, Micheletto e Lambert, Nietto, Benucci e Bizzotto. Età media dei giocatori 22 anni per il San Paolo Padova, 23 anni invece l'età media per i giocatori del Tamai, quindi due squadre molto giovani, quasi appunto speculari. Arbitra Daniele De Santis di Lecce. I collaboratori arrivano addirittura a Torre Annunziata, quindi Porta Campania, con Francesco Palumbo, e da Bologna con Fabrizio Roncaratti. È quello che stride, quello che arriva da Bologna, scusa, se c'erano di leggere un Torre Annunziata o Torre del Greco, che arrivi uno almeno da Agrigento, no? Però che si capiscano. Bravissimo. Tra loro. Mancano circa 20 minuti all'inizio della partita, quindi per i primi aggiornamenti. Scusa, già che c'eri, potevi portare giù una terna dalla Repubblica Ceca, no? Magari sai che adesso ci sono anche gli arbitri donne, no? Un terzetto di arbitri donne, una terna arbitrale donna dalla Repubblica Ceca e via avanti. E non poi chissà dalla Repubblica Ceca che razza di arbitri sono, Vabbè. Wow. Alberto, allora noi ci sentiamo più tardi, naturalmente intervieni in qualsiasi momento succeda qualcosa appunto a Tamai, ti ringrazio. Un abbraccio ragazzi, a dopo. A dopo, grazie. Dunque quest'oggi, mentre aspettiamo i prossimi collegamenti con la Serie D, quest'oggi la Serie D prevede clamorosamente un non anticipo del Marano, perché il Marano aveva chiesto di anticipare anche questa settimana la partita a Vittorio Veneto con Vittorio Falmec, non gli è stata data probabilmente dalla società, le cose precise non le conosco, comunque non hanno giocato ieri, quindi dopo tante domeniche lo scontro al vertice, ecco vedete la giornata in sovrimpressione, si è giocato ieri Fersina Pergenese Montebelluna e ha vinto il Montebelluna per 2-1, invece quest'oggi dopo tante domeniche c'è uno scontro diretto a distanza tra i due capolisti, ovvero sia il Pordenone che gioca in casa col Mezzocorona, invece a Vittorio Veneto appunto il Marano va a incontrare il Vittorio Falmec e chissà che gli amici di Vittorio Veneto non facciano un favore al Pordenone questa volta. Speriamo, ovviamente per gli amici di Pordenone, sono in tantissimi a seguirci, che ciò avvenga. Gemma. Sì, allora per Triestina Draw abbiamo il nostro Emilio Ripari in collegamento. Emilio, buongiorno. 35 anni. Per iscrizioni consultare il sito internet della sezione AIA di Trieste. Sentiamo, queste sono le informazioni della sezione di Trieste, perché Emilio lavora. Emilio fa anche il numero 345 775 per informazioni per fare l'arbitro. Enrico, tu vuoi fare l'arbitro, mi sembra, quindi se vuoi andare a iscriverti alla sezione dell'AIA. Mi manca l'AIA di Trieste. La caratteristica principale per fare la fisicità, dici? No, la possibilità di essere cornuti. Sei sicuro? Vediamo se adesso c'è Emilio. Eccoci qua. Allora, pomeriggio. Eccoci qua, buon pomeriggio. Posso iscrivermi anch'io al corso dell'AIA di Trieste? Che abbiamo sentito. Ma mi avete spiato? Sì, assolutamente. Sì. Assolutamente. Allora, meno male, insomma, dai, era il corso sugli arbitri e infatti. ha dato una bella impronta questa domenica, ancora deve iniziare la partita, speriamo bene, va là. Allora, senti, visto che noi sai che parliamo solo esclusivamente di calcio, come mai sei allo stadio e non a Barcola con questa giornata splendida? Ma ti dirò, la mattinata prometteva veramente due passi al mare en passant senza proprio nessun dubbio, però adesso il cielo si è un po' annuvolato, almeno non so da voi. Davvero? Probabilmente il sole rimane, qui invece si è un po' coperto, spazi di cielo azzurro sopra di noi, ma imperano le nuvole, però insomma il pericolo pioggia sembra davvero non esserci e speriamo che non ci sia, anche perché il terreno di gioco, nonostante la bella giornata di oggi, si presenta in condizioni abbastanza difficili, soprattutto nella parte centrale del campo ci sono alcune tracce di fanghiglia che potrebbero veramente rendere il compito difficile ai 22 in campo. Emilio, se sei d'accordo introduco in velocità la partita. Una domanda prima, abbiamo saputo certo. Dagli organi di informazione e anche da te che mi informi sempre grazie alle tue email, ti ringrazio, che insomma, no, è vero che giovedì è successo qualcosa a livello societario, o meglio sta per succedere qualcosa, ovvero sta per cambiare il vertice societario e quindi anche la proprietà della Triestina passando in mano ad altri investitori. Questa cosa ha dato una scossa all'ambiente oppure la si vede come un normale passaggio?
Ma diciamo che le cose devono ancora essere ultimate, per cui manca ancora, come diceva il trap, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, no? Per usare una frase che conosciamo tutti. Qui oltretutto sono abbastanza esperti di gestioni non proprio lungimiranti, per cui tra i tifosi serpeggia chiaramente un po' di diffidenza finché non si vedranno alcuni risultati concreti. Quanto alla società, sicuramente ci sono stati non solo come si dice un po' di trattative, ma si è passati effettivamente a qualcosa di concreto. È stata versata la caparra confirmatoria da parte di questa nuova società che fa capo all'imprenditore milanese Andrea Cani. Hanno versato 10.000 euro del capitale sociale della società e si sono accordati con gli attuali vertici per praticamente ripianare quello che è che sarà il debito prima della fine del campionato. Per cui le carte in regola per poter iniziare ci sono tutte, adesso però bisogna vedere un attimino entro la metà della settimana prossima di completare il rogito dal notaio, dopodiché si passerà alla parte operativa. Bene, detto questo adesso introducici la partita Triestina, che è molto importante per la Triestina visto la propria classifica, perché una vittoria quest'oggi significherebbe un grande salto di qualità, andando dai 29 attuali ai 32 punti e diciamo allontanandosi, parliamoci chiaro Emilio, praticamente definitivamente dalla zona tra virgolette calda dei play-out. Assolutamente sì, poi bisognerà stare attenti un po' a vedere come andrà la partita della San Vitese a Valdagno allo Stadio dei Fiori contro il Trissino, però la Triestina chiaramente deve guardare in casa propria. Oggi più che mai c'è un solo risultato disponibile, cioè la vittoria, non solo per vendicare la figuraccia del girone d'andata sul campo del Drò, forse uno dei momenti più bassi e più malinconici della recente storia alabardata, anche per lo splendido pubblico che seguì nella località trentina gli alabardati, ma proprio anche per questioni di classifica. Insomma, oggi bisogna vincere per forza per cercare finalmente questo benedetto allungo tranquillità nei confronti della zona calda. Triestina che non cambia praticamente niente, c'è solo una variazione rispetto al derby pareggiato a Monfalcone. Ferrara torna sulla sua fascia di competenza, per cui a destra Frangu prende il posto di Pratolino che parte dalla panchina. Gli altri sono tutti invariati, ve li dico subito, sono Del Mestre tra i pali, Ferrara e Frangu appunto i terzini, Pimazzoni Piscopo coppia centrale, confermata dalla mediana in su invece la formazione delle ultime settimane, con Stentardo vertice basso di centrocampo, spalleggiato da Zetto da una parte e Yusufa dall'altra, mentre il terminale Denis Godeas sarà appoggiato da Sessolo e Massimo Bussi, chiedo scusa. La panchina a disposizione di Rossitto, Franceschin, Parini, Wagner, Vianello, Pratolino, Bertoni, Burato, De Petris e Luca Monti. Il Drò che deve rinunciare allo squalificato Santorum, schiera Bordignon tra i pali, poi Calcari, Baceda, Gennara, Ischia, Adami, Marchione, Colpo, Cicuttini, il match winner dell'andata, Bortolotti e Aidarovski. Parte dalla panchina il partner d'attacco di Cicuttini, vale a dire l'esperto classe 85 Davide Tisi, che va in panchina insieme al portiere di riserva Angeli, poi con Chesani, Scudiero, Finotti, Rama, Latorre, Poli e Ruaben. L'allenatore è Mauro Bandera, dirige l'incontro Campana di Seregno, assistenti Gamal Mokhtar, che è di Lecco come sezione arbitrale, ma capite chiaramente che non è di Lecco di provenienza, e la signorina Veronica Martinelli di Seregno come il direttore di gara. Se non avete altre domande, una domanda. Hai già visto la guardialine? Devo portare le formazioni allo stadio, che non c'ho più tempo. Va bene, grazie Emilio, grazie, a dopo. Sì, veramente, così secco, lo chiudiamo qua? No, ti volevo chiedere se hai visto la guardialine, com'è, buona? Beh, non lo so, non l'ho ancora vista. Ho visto la terna, ma ho visto solo l'arbitro. Mi sembra piccolina, speriamo che non si faccia irretire dal miele scenico, come lo chiamano gli spagnoli, cioè dall'atmosfera del Rocco, che comunque è sempre stadio di altra categoria. Benissimo, allora noi ci sentiamo dopo. Emilio, ti ringrazio, naturalmente buona partita e in bocca al lupo a tutti gli amici che ci seguono, sono tantissimi da Trieste. Nel frattempo è arrivato un grandissimo amico nostro, torna a trovarci. Franco Buffoni, presidente del centro Sedia Calcio, benvenuto, bentornato, buona domenica. Grazie a voi, vi ringrazio anche di questo invito, perché a me piace sempre venire in mezzo a voi, anche per dire delle cose che nel nostro settore dilettantistico più povero, no? C'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualcosa da sistemare, e oggi vorrei fare qualche annuncio più tardi. Abbiamo delle cose in piedi, come tornei regionali, e quindi benissimo. Bene, ne parleremo più insieme. Tardi. Comunque dopo, visto che lei è da anni e anni ormai un grande cultore del calcio, seguiremo Udinese-Atalanta e ci darà anche la sua opinione appunto
Su questa partita che è molto importante per l'Udinese quest'oggi, perché vincere con l'Atalanta se non altro per uscire esatto. dalle sabbie basse della classifica, esatto. Che non si sa mai alla fine nel calcio come va a finire. Cosa può succedere, è vero. Gemma, abbiamo altri collegamenti? No, abbiamo la pubblicità. Allora, prima della pubblicità lanciamo i 2 giochi. Qual è il secondo gioco? Il sondaggione della Pamela. Che oggi, ma si vince qualcosa anche lì? Sì, una cena con la Pamela. Allora... sei d'accordo? Devo chiedere al moroso prima. Ma tu manda un'amica, manda una controfigura. Di sì e poi... Un cartonato. Un cartonato. Allora, partiamo col gioco naturalmente. Sì, il 3 su 3. Allora, il 3 su 3 quest'oggi prevede 3 partite come al solito. Come sempre, Udinese-Atalanta, Pordenone, Mezzocorona, Belluno, Sacilese. Bene, avete tempo fino alle 16:15 per continuare a giocare mandando gli SMS, WhatsApp che da stanotte è ricominciato a funzionare. Si è ripigliato. Sì, si è ripigliato. Oppure sulla pagina Facebook. Esatto, sono già arrivati tantissimi pronostici, esatto, vedremo se qualcuno ce la fa. Esatto. Vi ricordo che bisogna indovinare il risultato finale e in palio c'è la cantinetta. Eccola lì. La cantinetta che il sogno segreto di Giovanni. In una buona famiglia friulana non dovrebbe mai mancare. Più che la cantinetta il suo contenuto, ovviamente. Cantinetta Electrolux. Esatto, molto capiente. C'è una cosa carina, credo, no? Utile. Anche perché quando uno regala non si guarda. Com'è, Enrico? A cavallo donato. Enrico, non appisolarti, però. Allora, non appisolarti. Voi sapete che sono salace. No, io l'ho visto che si era un po'... Mi trascinate nel mondo del doppio senso e allora... Come diceva Marina Lottar comunque. Cosa diceva Marina Lottar? Ve lo dico durante la pubblicità. Non si può dire. No. Valuteremo durante la pubblicità se ricordo a tutti gli stimatori del genere comunque Marina Lottar, ex Marina Fraiese, ex moglie di Paolo Fraiese. Bravo. Nota attrice di un certo tipo. hard degli anni 70. Doveva dirlo, lo doveva dire. Aveva una particolare predilezione per, diciamo, la zoofilia. Ecco, la zoofilia, benissimo, era un amante degli animali. Mettiamola così. Nella settimana della ricorrenza della pecora Dolly. Ma chiamiamo Gemma, chiama il WWF. Allora naturalmente la cantinetta è offerta dal nostro sponsor. Mega sponsor, col quale ho bevuto solamente una o due birre mercoledì pomeriggio. Ciao, sì, 3 ore. Ciao a Gennaro. Ciao Gennaro, in outlet. Esatto. E abbiamo lo spot. Che è spazio aziendale elettrodomestici, che lo trovate a Pradamano. Dove? Bartolini? Al Bennett, Pradamano in provincia di Udine. Oppure a Rovereto in Piano, provincia di Pordenone, dove? Accanto a Bartolini. Perfetto, lo spot. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Rovereto in Piano dietro a Bartolini. No? È bellissimo, abbiamo sentito il proverbio. Io non ho sentito il proverbio per Marina Lottar di A cavallo donato. Enrico Pellizzari non ha una vita privata a cui fare ritorno. Venerdì, girando su Facebook ho notato... Cosa? Stavi dicendo cazzeggiando. Sì, grazie, lo stava dicendo. Diciamo le verità, Giovanni. Secondo me nel frattempo è arrivato Federico che invito ad accomodarsi, tanto qua siamo... Federico, accomodati in diretta, non c'è problema. Anzi, ne abbiamo di problemi. Così ci dà anche lui, anche Federico ci dà il suo parere sul nostro sondaggione su Pamela Bonesso. Dicevo che venerdì ho scoperto una cosa che andrà a fare Pamela, una cosa che tante ragazze fanno. Ah, ho capito. Che tante... Forse. No, non quello che pensi tu, Enrico. Tante belle ragazze fanno. Ma che diciamo negli ultimi anni è andato un po' in decadenza, non c'è più il successo dei primi anni, degli ultimi anni 90 e inizio 2000, no. Il calendario. Cioè, Pamela Bonesso farà un calendario, allora noi vogliamo chiedere ai nostri sondaggioni, vogliamo chiedere agli amici da casa, Pamela Bonesso, il calendario sì o no? Cioè, cosa vuoi che ti risponda? Però Giovanni, questi sondaggi, no, ma scusa, cosa vuoi che ti risponda? Se da casa ritengono che Pamela debba o meno fare un calendario. Attendiamo. Aspetta subito Enrico. Non è tanto se fare il calendario o no, ma perché fare il calendario adesso? È quello che stavo chiedendo anche, non è stagione. No, guarda che si comincia adesso a fare quello del prossimo anno. l'anno prossimo? Direi proprio di sì. Prego. Questa era la domanda. Cioè, perché cominciano adesso a farlo? Perché mi dicono che cominciano a febbraio. Perché dopo ci sanno già adesso i giorni che ci saranno l'anno prossimo. Pensa che avanti che sono,
È sorprendente. E anche le feste, Enrico. È pazzesco, guarda. Sanno già magari Ferragosto, anche quando è Pasqua. Natale, Capodanno. Anche quando è Natale sanno, pensa. Sanno già il prossimo anno quando è Natale. Io so per certo che l'anno prossimo domenica di Pasqua sarà domenica. Bene. Allora, questo è il sondaggione, naturalmente torniamo a farlo vedere. Sì, così ci sono tutti i numeri di telefono, Esatto. c'è anche il fisso. C'è tutto, ecco. Eccolo lì, 0432 571115, poi chiamare, vi risponde la Gemma, oppure se siete timidi, SMS, WhatsApp al numero di cellulare 348 294 7672, che qualcuno sia timido all'altra domenica pare difficile. Pare ma difficile, non si può mai dire. prego. Il cellulare è quello di Pamela? No, No, è è mio. suo. Non ci sperare. Allora, Però poteva sembrare. è arrivato Federico, quindi lo presentiamo prima della pubblicità. Federico. Federico Scridel, indossatore di personaggi, è corretto? Ah sì, vedo che scrivete su Facebook. Ti seguo tantissimo, infatti, e più anche cabarettista, sì, insieme a questo signore. Insieme a Enrico. Sì, che si è dato già da fare, ho sentito. Sì, non preoccuparsi, è arrivato. Si è portato avanti col lavoro. Ecco. Ho già tutto sfoggio della mia cultura onanistica degli anni 70. E sta bei momenti, Benvenuto Federico. Benvenuto Federico. Allora, cominciamo con i pareri sul sondaggione. Secondo te Pamela deve fare un nuovo calendario? Sai che noi ci siamo cosa persi ritieni? la pubblicità in tutto No, adesso questo. la facciamo. Allora, considerando anche quello che si è visto in sovraimpressione, Sì, che torniamo a far vedere, ovviamente. Cioè sotto l'impressione del numero, direi che la risposta è sì, purché sia estivo. Sì, è estivo. I calendari quasi tutti. Non la vogliamo in versione invernale, cioè tipo con i moon boot e quel cappello. No, anche perché si sa che le pellicce ultimamente non vanno più di moda. Poi quelle sintetiche tengono un sacco di caldo. Esatto, sono inutili, non fanno respirare. Anche moon boot e col bacco e in mezzo nulla. Ecco. Vedo che la trasmissione mi piace, sta prendendo una bella piega. Aiutateci a condurla, appunto, mandandoci Aiutateci a migliorare i vostri pareri. Nella Gemma mi sta guardando malissimo, quindi io direi dentro, diamo la pubblicità immediatamente. Perché siamo 4 minuti e poi torniamo nell'elegantissimo frizzante studio dell'altra domenica. Rivenditi un poltrone. Enrico Pellizzari, tu devi parlare quando sei interrogato, non quando sto adesso quando c'è la pubblicità ci racconta un altro proverbio di come quello di prima. Sì, esatto, così. Perché speriamo che non io ci voglio oscurino. acculturarmi. Ecco, volevo solo dire agli ascoltatori durante la pubblicità, se non volete seguire la pubblicità, aprite l'internet e cercate Gabriel Pontello, che sarà l'argomento successivo. E allora io vi lascio, dopo 4 minuti sarà i Fix Chen Chen. A più tardi. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci qui, l'altra domenica allo Sparte Triveneto in poltrona. Li ho bacchettati durante la pubblicità. Sì, vero? Sì, perché oggi bisogna far così. Ecco. Dividervi, mettere l'Enrico di là e il Giovanni di qua. Bene. Perché se no... Gemma, o no? Posso testimoniare che non ha bastonato ma ha frustato. Usiamo i termini giusti. A questo proposito farei vedere le scarpe. Ce la facciamo, sì, Vittorio? Dai. Vedete che sono in Come tema, cado nel fare in tema in versione fetish BDSM. Si vedono? Metto di profilo. Belline, molto belline. Ecco, mi ritiro dietro la poltroncina. Da questo colgo il fatto che il presentatore, Giovanni Pacoridge, trascorre parte del suo tempo consultando alcuni siti internet di la maggioranza del mio tempo. Io vorrei invece dire che Enrico Pellizzari sta giocando alla fattoria. Lo dico. Dici dove lo trovi, perché è da una settimana che cerco di... Tu pensa a fare il calendario. Poi ti diciamo dove si trova il gioco. Tu intanto fai il calendario. No, mio padre che mi dice, ma dove mi cerchi la fattoria, mi cerchi la fattoria. Si chiama ma non lo trovo. Hey Day. Allora, allora vi spiego perché gioca alla fattoria. Si sta preparando il corso dell'AIA, di conseguenza si va prima in fattoria. Non è che va in giro a menare il cane. Giovanni che cercasse il cavallo di prima, di cui il famoso cavallo che devo raggiungere la barca, il punteggio barca. La mia barca non la raggiungerai mai. Mi mancano 200 punti. Beh, ma io sono in rampa di lancio. Cioè, voi pensate questi cosa fanno durante la settimana invece che giocano alla fattoria? Gemma, prego. Io sono senza parole, tutto il giorno si parla di animali, la pecora Dolly, gli animali, la fattoria. Sì. Allora, Sara, questo è un messaggio per te. Oddio, C'entra con gli animali? C'entra con gli animali? Beh, ovvio, no. Parla di te. No.
No, dice i consueti salutissimi a Sara da Marco di Trieste. Hai capito finalmente chi sono? Sì, adesso ho capito chi è perché mi ha scritto su Facebook. Ciao Marco, e aggiornaci sulla Triestina perché lui ascolta in radio e c'ha i risultati prima di noi, perché Data Sport sappiamo che... E mi ha detto, se so qualcosa ti scrivo. Benissimo. Ecco, ciao Marco, bacione. Noi abbiamo anche in collegamento Riccardo Rieme, l'avvocato Mazzarella. Giustamente. Qua si parla seriamente. Allora, vediamo da Pordenone una partita importantissima dallo stadio Bottecchia. Vediamo se abbiamo già Riccardo Riem. Eccolo qui, è già cominciata la partita, Riccardo? Sì. Eccoci qua, buongiorno a tutti dal Bottecchia di Pordenone. Siamo alla 7ª giornata con la partita Pordenone mezzo Corona. Partita iniziata, il Pordenone sta già attaccando. Sono riuscito a recuperare l'avvocato Mazzarella che si era disperso in qualche bettolaccia qua della provincia di Pordenone. Ma oggi a pranzo o da ieri sera? A pranzo, perché ieri sera mi sembra che fosse oltre confine, lui sa. Ecco, a posto. No, scherzo, tra l'altro avrei un altro scoop oggi, perché... Che sia come quello di domenica scorsa, mi raccomando, anche un po' più... No, ho un grande del calcio friulano e ho Vittorio Fioretti qua, che ha vinto 6-7 campionati a livello nazionale, quindi dopo, quando vorrete, ve lo passo, insomma, per fare una chiacchierata, insomma, in generale per... sul calcio. Senti, intanto ti passo l'avvocato Mazzarella che ti dà anche le informazioni e ti dice anche un'operazione che ha fatto il Pordenone, che lui è già un pezzettino che chiede che venga effettuata. Adesso te lo passo. Va bene. Bene, passaggio di cuffia. Giovanni, anche se in ritardo di un mese e mezzo, oggi gioca un portiere giovane. Era preferibile il 93, ma comunque giocherà gioca Capra del 95 e può essere un rischio, mentre era più affidabile forse il portiere del 93. Comunque la mossa è stata fatta, vediamo che effetto può avere in campo, anche se farla una giornata prima della partita con il Marano potrebbe essere altamente rischioso. In sostanza gioca Matteos ed è fuori Bertotti, più o meno è questa la squadra. E giocano Mattielli, Nicolini, Ruoppolo 4-5-6, Matteos, Michele e Burato a centrocampo, le due punte Zubin e Zanardo, Migliorini e Framparo 2-3 col portiere capo del 95. Le squadre ancora nessuno ha espresso nulla, gioca a centrocampo e al prossimo collegamento vedremo cosa sarà successo. Benissimo, grazie avvocato, ci sentiamo dopo per anche altri commenti ovviamente. E poi ti passerò Vittorio. Benissimo. Ha vinto 2 campionati con la Triestina, non dimentichiamolo. Sì, l'ha portata in Serie B. Esatto. Forse a Trieste qualcuno lo rimpiange. Adesso vediamo perché sai che c'è una proprietà nuova, avvocato, no? Si trovano in Serie D con non grandi capacità economiche e quindi la piazza di Trieste avrebbe bisogno di altre persone, immagino. Certo. Immagino, Certo. Va bene? Allora noi ci colleghiamo a dopo, grazie avvocato. Ci colleghiamo dopo naturalmente col Bottecchia ancora sullo 0-0 e come abbiamo sentito dai nostri 2 inviati non è successo ancora nulla. Abbiamo altri collegamenti, vediamo se dalla regia sono pronti o se no parliamo di amenità varie. Sì, certo, dal chiosco. Dal chiosco di Este. Dal chiosco di Este c'è il nostro Roby Visintin. Perfetto, allora... Trasferta a Padovana. Qualche volta guardiamo anche la partita e durante la partita. Ci mancherebbe. Sempre il chiosco. Sì, appunto, tra un coso, no? Tra un cevapcici e una birra, guardi anche la partita, no? Sì. Esatto. Scusa, Allora, la partita è già cominciata, Roberto Visentin, buon pomeriggio intanto. Fincantieri Monfalcone in trasferta ad Este. Cosa sta succedendo ad Este? Per il momento non sta succedendo niente. Una nota di colore, i pulmini si sono raddoppiati e ce ne sono 2 in trasferta oggi. Quindi le vettovaglie hanno si sono automaticamente raddoppiate, c'è più spazio. Addirittura. Ma visto che siete nella zona di Padova e se sa che lì si parla di galline padovane, avete fatto un menù a base di uova? No, ancora siamo presto ancora. Adesso ci stiamo preparando al carnevale ancora. Ecco. Ancora fritto le cose. Parleremo di uova fra il prossimo mese. Benissimo. Che dici? Sembra giusto. A proposito, scorrendo il calendario, ho visto che il turno che dovrebbe giocarsi di domenica 20 di aprile viene anticipato al mercoledì. Ma viene giocato il pomeriggio o la sera?
Oh, guarda, chiedo al presidente che è qua vicino. Ecco. Ci andiamo? Sì, per quello, per venire in trasferta da voi chiaramente, no? Non perché ci ne freghi qualcosa della partita. Giocano un Falcone in casa? Non lo so dove giochino. Sta chiedendo al presidente. Pomeriggio mi comunica qua in diretta. Ma siete in casa o in trasferta? In casa o in trasferta, devo chiedere tutto, sai perché sì, lui dobbiamo sapere tutto. Dobbiamo programmare la trasferta. Ecco. Poi potreste anche programmarlo per il giorno di carnevale, che da noi c'è una bella festa. Ma lì non c'è la partita, non c'è il chiosco aperto. Cosa? Ho detto il giorno di carnevale, martedì grasso, non c'è la partita, non c'è il chiosco aperto. Beh, ci sarà da mangiare martedì grasso. No, che non ci sia il chiosco aperto, penso che ti stai sbagliando. Scusa. Di aperto troviamo sicuramente qualcosa. Allora, tra l'altro, non essendoci la partita, siamo molto più liberi. Ecco, allora, siccome questa dovrebbe essere anche una trasmissione che segue il calcio, parliamo un po' di questo Este Fincantieri Monfalcone, Roberto. Sì. Se proprio dobbiamo, parliamo. No, come allora. Roberto! Allora, volete che vi do le formazioni? Ma sì, dai! Ma già che ci siamo, allora, l'Este gioca con Gallo, Favaro, Gusella, Lelli, Colman, Tomassen, Tonus, Rubbo, Lasagna, che è nostra all'andata ci ha fatto molto male, Iarrusso e Bragier. Monfalcone risponde con Contento, Cudicio, tiro di testa dell'Este che è andato fuori. Contento, Cudicio, Martinci, Princivalli, Strussiat, Carli, Nardella, Lestani, Bardini, a campo Rarappa. Non gioca nell'11 titolare, che è lo stesso praticamente di domenica, ad eccezione di Lionette, che si è infortunato durante la settimana. Per fortuna niente di grave, però ha provato prima della partita, non era così convinto, di conseguenza gioca Bardini al suo posto. Benissimo. Allora, io ti ringrazio. Sono stato esauriente? Molto, sei sempre molto preciso quando parli di calcio. Ho fatto l'inviato professionista. Perfetto, guarda. Bene. Sei quasi da assumere. Allora, Roberto, ci sentiamo più tardi nel corso della partita, naturalmente. Io ti ringrazio, saluto al presidente che ho capito che è lì al tuo fianco. E qua al mio fianco, esatto. Te lo saluto. Benissimo, grazie mille e ci sentiamo più tardi. Grazie, allora manca ancora un collegamento importantissimo da Belluno, dove c'è di scena la Sacilese che gioca contro il Belluno, uno scontro per stabilire chi è la terza forza del campionato di Serie D, in quanto la Sacilese in questo momento è a 42 punti, mentre il Belluno è a 41, e quindi nel momento in cui la Sacilese vincesse quest'oggi a Belluno staccherebbe di 4 punti il Belluno, appunto, e andrebbe, diciamo, col vento in poppa verso i play-off come seconda qualificata. Sappiamo che quest'anno i play-off valgono un po' quello che valgono, ma mai dire mai, visto la riunificazione dei due campionati di Lega Pro 1 e Lega Pro 2, quella che una volta era C1 e C2, salteranno un sacco di squadre ovviamente, e quindi a parte il playoff ci saranno una valanga di ripescaggi. Essere messi in una buona posizione dopo il playoff significherebbe addirittura un salto di categoria. Gemma! La Gemma è minacciosa, c'è il microfono. Minacciosa perché adesso ci colleghiamo con Eddie Pertoldi per Udinese Atalanta. Ecco, allora invece di andare a Belluno saltiamo qua dietro di noi, esatto, più o meno in linea d'aria, neanche 1 chilometro, siamo allo Stadio Friuli con Eddie Pertoldi. Buon pomeriggio! Forse. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Allora Eddie, com'è lì? Tutto bene? Come sempre? Sì, io mi auguro che voi sentiate bene, perché io sento perfettamente. Naturalmente c'è lo speaker davanti alla nostra postazione, la musica sopra, quindi magari la voce arriverà un po' disturbata. Sì, tutto bene, la giornata tra l'altro è gestita, quindi ci auguriamo di assistere anche ad una partita che sia in linea un pochino con quelle che sono anche le condizioni atmosferiche. Il pubblico non è ancora numerosissimo, ma d'altro canto la giornata probabilmente ha invogliato molti di loro a prendere vie diverse da quelle dello Stadio Friuli. Il terreno si presenta in splendide condizioni, le due squadre stanno già da qualche minuto facendo la rifinitura o comunque la fase di riscaldamento prima del match, quindi tutto è pronto per dare inizio a questa partita che vede di fronte Udinese e Atalanta. L'Udinese ha qualche problemino, come noto sono attenti per squalifica Erto e Pereira, schierati da giudice sportivo per una giornata, e quindi vediamo un attimo come ha ovviato alla loro assenza il tecnico budolese. Intanto è stato confermato Scottetta, anche se sembrava da come si erano mossi in allenamento durante il finale che potesse rientrare Bertici, invece il tecnico dà ancora fiducia al giovanissimo portiere Silvano. Naldo che sostituisce il posto da destra, mentre il pacchetto difensivo, quindi il centrale Danilo a sinistra Donizzi. Sulle fasce a destra viene confermato il Bismani, che viene a
fatto nelle ultime partite, sul proprio corpo, quindi sulla corsia di sinistra, confermato Basta, che naturalmente è il decorso, però insomma sia necessità tattica viene creato sulla sinistra. Al centro del campo Badu, Allan e Pizzi, e mentre davanti ci sono Muriel, trequartista, con Di Natale punta. Queste sono un pochino delle novità abbastanza importanti, anche perché sappiamo che Muriel preferisce naturalmente giocare da punta, ma essendoci Di Natale deve adattarsi un pochino a quelli che sono gli schemi tattici che in questo modo, con queste caratteristiche, il tecnico non ha pensato. Risponde l'Atalanta che non ha assenze, quindi ha consigli, Benaluani, Stembago, Ierres, Brighi, Raimundi, Baselli, Carmona, Bonaventura, Morales e Dennis, attenzione a questo ex bianconero che contro di noi si trasforma e spesso e volentieri realizza. È stato chiamato a dirigere l'incontro il signor Di Bello, avrà come giudici di linea Liberti e Iori, il quarto uomo Iannello, addizionale di Costa, De Marca e Ostilari. Per il momento che sia qui, possiamo ricordare. Benissimo, ti lasciamo alla tua radiocronaca naturalmente su Radio.0, salutiamo gli amici di Trieste di Radio.0 dove potete ascoltare se volete a partire da tra poco la radiocronaca appunto di Edi Pertoldi, amici tuoi sono questi. Amici miei? Sono di Trieste? No, sono triestini doc loro. Naturalmente ci sentiremo con Edi Pertoldi allo Stadio Friuli tra il primo ed il secondo tempo. Prego Gemma. Adesso invece andiamo a Belluno per Belluno Sacilese con Pierantonio Stella. Bene. E allora buon pomeriggio Pierantonio, bentornato. Grazie Giovanni, un buon pomeriggio anche a voi. Ovviamente qui a Belluno, come ben immagini, insomma, partita molto importante, certo. in ottica terzo posto. La partita è iniziata da circa un quarto d'ora, il risultato è ancora 0-0, non ci sono state particolari occasioni da rete. Più pericoloso il Belluno, ma in un caso specifico per una carambola, un rilancio di Grazzolo che ha sbattuto contro il corpo di un attaccante bellunese e per poco ingannava Bazzichetto, che è stato costretto a reparare nella propria porta e prendere la sfera. Per il resto informazioni, qualche sorpresa da entrambe le parti. Zironelli ha schierato per la prima volta da titolare al primo minuto il portoghese Rui Ferreira, sacrificando in panchina invece il giovane Craviari. Come sapete Sacilese è costretta alle assenze di Manucci e Slongo, entrambi squalificati. Una sorpresa anche nel Belluno, è regolarmente in campo il difensore Stefano Mosca, che era uscito infortunato, e si pareva anche un infortunio piuttosto serio, da San Vito domenica scorsa. Invece fortunatamente per lui oggi è regolarmente a disposizione dell'ex capitano della Sacilese Roberto Vecchiato. Partita anche un po' da Amarcord, come si sa, Belluno allenato appunto da Vecchiato, che è stato tra i protagonisti della storia della Sacilese per 5 anni come capitano anche della Lega Pro, e direttore sportivo Augusto Fardin, ex direttore sportivo della Sacilese, nonché anche l'ex segretario Paolo Mezzacasa. In campo, oltre a Vecchiato, altri 2 ex come Simone Bertagno e Simone Corbanese. Per il resto, insomma, le emozioni sono più fuori dal campo che in campo. Per adesso ancora 0-0 e ci risentiamo ovviamente al prossimo collegamento se non avete nulla da chiedere. No, ho da chiederti una cosa, perché 2 settimane fa sono arrivati un sacco di messaggi, WhatsApp, SMS che confermavano l'acquisto della Sacilese di Cristiano Ronaldo. È vero. Questo non penso proprio, almeno l'ufficio stampa non sa niente, se sono stati bravi a tenersi nascosto. Sai Pierantonio che i presidenti tengono coperte, no? Le proprie mosse, anche l'ufficio stampa. Questo lo so. Sarebbe un bel regalo per tutti i tifosi sacilesi, però in questo momento non ho riscontri. Diciamo, magari c'è un altro Cristiano Ronaldo. Magari un omonimo. Sì, esatto, sì, non è proprio lui, no? Non è lui. Un altro. Ecco. Può essere, magari si compra benissimo. una figurina Panini. È un mobiliere. È un mobiliere, qua ci dicono è un mobiliere Cristiano Ronaldo. Magari potrebbe essere per cui uno sponsor, no? Oltre che il giocatore. Esatto. Benissimo, grazie, ci sentiamo durante il corso della partita, grazie a Pierantonio Stella. Grazie, quindi questi sono i nostri collegamenti per quanto riguarda la Serie D. A questo punto, visto che mancano 10 minuti alla Serie A, io direi Pamela, vediamo cosa succede cosa è successo a partire da ieri. Il solito campionato diviso in 1000 sfaccettature. Allora, prego Pamela. Ieri ha giocato il Bologna contro Roma, contro la Roma, e ha vinto 1-0. È un ristorante di Udine, te lo ricordo. Della Serie 6 Poi... Osteria. Osteria, dici?
È occupato. Io lo dico Vittorio, io sequestro Vittorio, per cortesia, se fai un primo l'iPad. piano l'iPad di Pellizzari, perché ci sta facendo vedere una... Pellizzari te lo sequestro. Ne parlavamo prima, questa si chiama cronaca, siamo in diretta, siamo in Cronaca cronaca. si chiama. Io le ho Chi è questa signorina? Questa è una bella immagine di Marina Lothar. Però se me l'ha fatto un po' in l'ex scena, moglie di Paolo Fraiese? Certo. Sempre lei, sempre lei. Inviato dal Vaticano, giusto? Assolutamente. Lui che tirò il calcio a Paolini ai tempi. Esatto, Federico. Momento memorabile della Francia televisione 98. mondiale. Esatto. Ecco. Abbiamo inquadrato, Vittorio? Perfetto. Prego. Possiamo procedere col calcio? Ha rovinato la famiglia. Invece oggi a mezzogiorno e mezzo ha giocato Livorno contro il Verona e il risultato è 2-3. Sì. Poi oggi alle 3 inizia Chievo-Catania, Inter-Cagliari, Sampdoria-Milan, Udinese-Atalanta. Alle 6:30 invece gioca la Juventus contro il Torino. Sì. Alle 20:45 Lazio-Sassuolo. Bene. E lunedì invece gioca alle 19 Parma-Fiorentina e alle 21 Napoli-Genova. Bene. Come al solito la mia domanda a Costantini per martedì abbiamo niente, perché non so cosa fare martedì. No, martedì non ci dovrebbe essere assolutamente niente, ma dovrebbe esserci qualcosa anche con la nazionale, insomma, la prossima settimana ci saranno impegni. Poi perché sai che c'è questa suddivisione delle partite di Coppa e di conseguenza... Magari c'è Premariaco Iplis, forse. Può essere, adesso ci fiamo. A proposito di calcio dilettanti, e dopo naturalmente parleremo con il nostro grandissimo amico, il presidente del centro sedia. Si è giocata ieri e non oggi la 22esima giornata di eccellenza con due... Eccoci, scusami, se puoi favorire. Questo è un altro famoso pornostar. Cioè, ma voi il cinema normale non lo seguite? Michele Cupito, è lui qualche anno fa. Che bella figura che fa. No, fai vedere. È recente. Beh, qualche anno fa. Guarda che bello ometto, dai. Vabbè. Allora, ma adesso cerchi tutte le nostre foto, Enrico. Tutte le foto degli ospiti cerchi adesso. Adesso cerco le tue, che ho trovato anche un sito. Dove? Quello là, non dirlo? quello là. Sull'internet. Allora, dicevo che è stata anticipata ieri la 22esima giornata dell'eccellenza. Questi sono i risultati già acquisiti: Chions Manzanese 1-1, Charlis Muzzane Cras Repen 1-2, Muggia Tricesimo 1-4, grande vittoria del Tricesimo a Muggia, San Luigi Gemonese 2-0, Tolmezzo Carne Rivignano 0-1 e il la Virtus Corno ha preso una saraccata dall'ISM Gradisca 3-1 in casa. Questo pomeriggio, tra poco entreremo in collegamento proprio col campo di San Daniele, c'è San Daniele Lumignacco. Invece pensate che Fontanafredda Azzanese è stata posticipata a mercoledì 5 di marzo, anche quindi nei dilettanti. Sì, perché c'è da sottolineare che è impegnato il campo di Fontanafredda per il rugby e di conseguenza 18, mi sembra. Sì, perché sono le ragazze tanto giocano. Ecco, Enrico. E volevo fare una domanda. Non trovo sull'internet il termine saraccata. Volevo chiedere appunto. Dicesi saraccata. Saraccata se può. Con una o due C, questa è importante. E fra l'altro. Saraccata con due C. Con o forse anche una K. Adesso non lo saprei, poi vedo. Trovo seraccata, ma saraccata non. Ecco, vediamo la classifica anche, prima di andare in pubblicità, la classifica dopo la 22esima partita di eccellenza. Cras Le Pen prende il largo a 49 punti, ma ricordiamolo, alla Fontanafredda manca una partita. Poi il Tricesimo sale a 34, il San Daniele a 32 che sta giocando adesso, l'Azzanese 31 insieme alla Virtus Corno, Chions insieme all'ISM Gradisca 29, Gemonese Lumignacco 29, anche Lumignacco insieme alla Gemonese ISM Gradisca e Chions. Ricordiamo che Lumignacco è impegnato in questo momento a San Daniele, Tolmezzo Carne a 27, Manzanese 24 insieme al Charlis Muzzane, Rivignano 20, San Luigi 19 e Muggia 17, quindi più tardi avremo appunto dei collegamenti da San Daniele per seguire anche San Daniele Lumignacco. C'è Gemma che mi dice che c'è la pubblicità, io però prima di andare in pubblicità non mi stanno arrivando i risultati del sondaggio. E allora rimandiamo, vediamo, perché io voglio sapere dai nostri amici a casa, anche le amiche, perché è aperto a tutti. Esatto, se secondo voi Pamela Bonesso debba o meno prestare il suo volto e la sua figura ad un calendario, ok? No, non guardare quando dici queste robe però. Non lo so, ho sentito una voce che arrivava dall'oltretomba, cioè dalla regia. No, stavo ridendo perché hai detto il suo volto. Sì. Beh, così. Scusate, adesso... Fosse solo quello che si presta per un calendario, no? Adesso, Michele Cupito, che è il noto esperto di donne. Sì, io no, guarda. Come no? Anche tu, Enrico? Ma un po' tutti, credo. Avevo il calendario di Samantha Fox.
non ricordo assolutamente la sua faccia. Questo volevo dire io. Io avevo il poster di Samantha Fox, si intitolava Col vento in poppa. Esatto, 1983-84. Allora, ecco, secondo me di questa foto quello che risalta è il volto, credo. Detto viso. No, le scarpe. Cioè, ma siamo tutti in buona fede. Perché c'è comunque la parte alta dove si intravede. No, ma è una bella foto. Però, assolutamente. È una foto che potrebbe essere in un calendario questa. No, la scapola e la scritta sondaggione si vedono bene. La scapola, la scatola. La scapola, non la scapola chiusa. La scapola. Sai che abbiamo un cliente noi foto qua, fatta bene. Che fa? Omar, Impianti audio. che si chiama Michael, che salutiamo. Prossima volta ti mandiamo No, è vero proprio, io non lo sento bene. Non è uno scherzo, è vero. Non avete fra gli sponsor una drogheria o qualcosa del genere che ci facciano portare dei cotton fioc per questo punto? Allora, puoi controllare le mie orecchie per vedere se sono pulite? Adesso vengo a vederle. Ecco, adesso faremo l'operazione in diretta. Gemma. Sì, c'è già il primo gol a Pordenone. Benissimo, allora subito in collegamento con il Pordenone, col Bottecchia. Prego Riccardo. Eccoci qua, allora monologo il Pordenone ha preso un fallo, ha sbagliato un gol e con Frampauro che è riuscito a intercettare un pallone a metà campo si è involato scartando due giocatori e mettendo a sedere il portiere, ha fatto un grandissimo gol e il Pordenone in questo momento è in vantaggio. E partita a senso unico, adesso c'è un bruttissimo fallo della stoppa del mezzo Corona, c'è stato un ammonito anche per il Pordenone che è Buratto, che è stato ammonito 25esimo nell'azione prima del gol. Ti passo Avvocato Mattarella. Sì. Una squadra di eccellenza è penultima in classifica, penso che non ci sia partita. Se vuoi ti passo Vittorio Fioretti. No, ne parliamo tra il primo e il secondo tempo perché Avvocato, ne parliamo tra il primo e il secondo tempo perché sta cominciando anche la partita Udine e abbiamo Buongiorno. Ecco, buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, cosa stai guardando lì? Come lo vedi il Pordenone in questo momento? Sto vedendo adesso ha fatto il secondo gol. Eccolo. Praticamente pertanto è una squadra, mi sembra di vedere la terza categoria agli altri. Va bene. Comunque il Pordenone sta giocando bene e merita di vincere. Ha fatto gol Mattielli. Perfetto, allora comunque sì. La sento male comunque. Immagino. Dicevo che ci sentiamo più tardi dal primo e secondo tempo, che abbiamo più tempo per tutti i commenti, anche quelli più tecnici. Va bene. Grazie ancora. A dopo. Grazie ancora, quindi il Pordenone prende il largo sul mezzo Corona dopo neanche mezz'ora di gioco, già 2-0, mentre in Serie D... No, io sono del tutto inutile con questo iPad. È tutto invariato. Le squadre a Udine sono scese in campo. Sì. C'è il famoso lancio della moneta, i due capitani, vorrei essere Dennis, ex stretta udinese. di mano coi... Sai chi è quello in bianco nero? Non è di Natale, scusa. Bravi, vabbè, ma allora, mica sono qua per caso io, C'è la visita di Benatia in tribuna. Ah sì, perché ha giocato ieri a Bologna ed è venuto a trovare i vecchi amici friulani. Bene, io direi di andare in pubblicità. Perché no? Benissimo. Facciamolo. Ecco. Vicini. Andiamo in pubblicità vicini. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni.
20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria, in Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porto Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, bentornati. Allora, in Serie D non è cambiato nulla, a parte appunto, come abbiamo sentito anche in diretta, il secondo gol del Pordenone, quindi confermiamo in Serie D tutto a 0-0, a parte Pordenone e Mezzocorona 2-0, in Serie A penso che sia ancora tutto 0-0, Pamela. 0-0. La partita Udine è cominciata quasi 4 minuti. 3 minuti e 50, vediamo in porta il grandissimo friulano Scuffet. Io sono abbastanza... Ma lo pronunciano giusto il nome? No, nessuno, ancora no. Chi dice Scuffe, chi dice Scuffet. Scuffet. Sì, lo sappiamo tutti, ma quando lei guarda Sky piuttosto che guarda la Rai, azzeccare il suo cognome, nonostante abbia giocato già un sacco di partite, è abbastanza un problema per i giornalai. Passato il Piave, sbagliato l'accento. Passato il Piave, sbagliato l'accento. Sì. Dunque, avanziamo ancora un collegamento, vediamo se possiamo farlo. Sì, lo avanziamo con Moreno Gardellini. Moreno Gardellini. Facciamolo. A San Daniele una partita importantissima, San Daniele Lumignacco per l'eccellenza. Come dicevamo, è il posticipo della 22esima partita del turno, no Moreno? Sì, esatto. Ecco, allora è cominciata la partita lì da voi, sì?
No, alle 15:30 cominciamo. 15:30, benissimo, ho cannato l'orario. Ho sbagliato ora. Ecco, ma non importa, noi siamo fatti così. Allora, è molto importante questa partita, dicevo, perché il Lumignacco, se vincesse quest'oggi, andrebbe ad agganciare proprio il San Daniele alla quarta posizione. Diciamo che la partita di ieri mi sembra che sia andato il 13° quarto. Comunque. Tredicesimo è terzo a 34, San Daniele è quarto a 32. Sì. Scusi, ok. No, figurati. Diciamo c'è un po' di confusione perché con tutte queste partite che si deve recuperare la classifica non si capisce più tanto. Infatti il San Daniele poi mi sembra che è ancora un altro da recuperare. Esatto. No? Comunque al di là di questo è una partita sicuramente importante per tutte e due le squadre perché chiaramente insomma fra l'altro anche le giornate sono 7 di meno, quindi adesso i punti cominciano a pesare molto. Ecco, per voi del Lumignacco qual è il vostro obiettivo? Ma il nostro obiettivo, non bisogna dimenticarsi che l'anno scorso ci siamo salvati l'ultima giornata, per cui era sicuramente quello di salvarsi con meno patema d'animo, insomma, come si dice, no? Certo. E la squadra comunque in questo momento ha trovato un po' di continuità e insomma giochiamo partita per partita sicuramente per salvarsi, perché anche le squadre dietro ieri ha fatto vedere insomma che corrono e quindi i play out sono lì a 5 punti, quindi non bisogna mollare, no? E quindi sicuramente ci guardiamo dietro e se è possibile guardiamo anche un po' avanti, perché insomma per la nostra società un eventuale play-off sarebbe come vincere un campionato. Insomma, certo. Per cui siamo lì che guardiamo, che vediamo, ecco. Certo. Moreno, senti, giocate con la formazione tipo o c'è qualche novità all'interno del Lumignacco? Formazione tipo no, perché abbiamo praticamente un po' di mancanza, nel senso che c'è Borsatti che è squalificato, poi c'è Marangone che si è infortunato la scorsa domenica, e poi ci sono 2 o 3 fuori quota che hanno dei problemini, per cui sicuramente non è proprio la formazione tipo, però insomma penso che chi andrà in campo possa far bene come hanno già dimostrato in altre occasioni, insomma, ecco. Benissimo, allora Moreno io ti ringrazio per questo primo collegamento, noi ci collegheremo con te a partire da dopo le 15:30 a questo punto per avere informazioni proprio su questo San Daniele Lumignacco. Grazie Moreno. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci. Presidente, nel frattempo a Udine un palo dell'Atalanta e un gol clamoroso mancato da Muriel. Esatto, io a dire la verità non è il di Natale che tutti si aspettano il Muriel, perché alla fine fare il goleador è un mestiere molto difficile, specialmente in quelle categorie. Io mi auguro che migliori, però ho i miei dubbi, ecco, le dico la verità. Perché questi ragazzi, come il portiere per esempio, ha dimostrato già la capacità, come dicevamo, anche c'è una componente nel calcio che nessuno, tutti la pensano, però nessuno lo dice fuori dai denti, che ci vuole anche un po' di fortuna, no? Questo assolutamente. Ecco, sì. Però voglio dire, ci mette passione, grinta, voglia, perché lo vedi in porta che dà tutto se stesso, attento. E quel ragazzo lì non l'ho visto ancora mettere quella passione, secondo me, ecco, che ci mette di Natale. Sì, parliamo di Muriel appunto che si è appena mangiato un gol, diciamo un po' bravo anche il portiere a chiudere la traiettoria. No, è stata una bella azione, una bella triangolazione, però effettivamente, come ha sottolineato il Presidente, al momento di concludere gliel'ha tirata in bocca. Esatto. Questo è la... Cioè, del resto, a proposito di tirare in bocca, voglio dire, uno che decide di venire a giocare a Udine si chiama Muriel, che è la forma che ha solitamente la salsiccia dalle nostre parti. È chiaro che fa la figura del maiale, normale. Si scoprono sempre cose nuove qui in questa dicesi un Muriel di Luani e dicesi un po' di polente, è chiaro. Esatto, un po' di polente, infatti è stata la consistenza del tiro di Muriel, è stata una polenta. Una polentata. Tu Martina, la palla andava via un po'. Tu Martina cosa ne pensi di tutto questo crogiuolo di idee? Ah vabbè, hanno molta fantasia comunque, cioè nel senso sto divertendo un sacco. Vabbè, questo è importante. Bene. Ecco, sento che stanno arrivando messaggi in regia. Ma era quello snowing, era un messaggio? Esatto. Sì, erano degli snowing. Allora, sono arrivati un po' di messaggi e salutiamo gli ascoltatori con calma, perché
il mio computer è leggermente lento. Quello di Giovanni? Sì, è intasato dai messaggi. Rispetta il padrone, quindi credo che sia veloce. Benissimo, allora siamo a posto. Allora è arrivato un messaggio su WhatsApp, dice tutta la curva della Sampdoria tifa per Sara, addirittura. Tutta la curva sta domenica? Si sono moltiplicati? Poi un altro messaggio, non si firmano ma dicono Sara bella e brava. Sì. Perché mi sa, GP, che il sondaggio devi farlo per Sara, perché se più spingi su Pamela e più gli ascoltatori adesso non vorrei dire alle 3:10 dire più spingi su Pamela è un'affermazione un po' pesantina, no? Cosa dici tu, Enrico? Io oggi non si può parlare. Sai che bisogna fare attenzione a una certa età si distrae di fronte a queste cose. Vorrei tu dirottassi la trasmissione su dove? Su cosa? Lidi meno aulici? Qualcosa di più serio, giusto? Sì, infatti, meno scivolosi. Meno scivolosi. Poi alla fine ho capito che oppure a proposito di Saracca un po' meno slicchiotti, si può dire. Slicchiotti è bello perché scusa, mi sto perdendo Sara, veramente. Bisogna interromperli. Ok, è arrivato un messaggio che dice Pamela deve continuare a fare la valletta, è più bella dal vivo. Ma non è che dal morto su un calendario adesso. Forse intende in video più che dal... No, vabbè, ok. Dal vivo nel senso perché qua si parla, si muove, eccetera, mentre sul calendario è lì statica, non dice niente, nel senso non parla, non che non dica niente, anzi, in foto è bellissima. Poi un altro messaggio dice Pamela valletta perché è bella dal vivo, quindi insistono su questa linea, diciamo. E poi è arrivato un altro messaggio per Sara, Sara sei troppo brava, forza Juventus, firmato Cri. Yes, grande. Pensate questo, che problemi ha? Potrebbe essere anche una donna. Che sia uomo o donna. I problemi che ha, dice bella a Sara e tifa Juventus. Siamo proprio al top del... Over the top. Bisogna vedere cosa vota. Qualche problemino. Soprattutto perché tifa Juventus. Sì, anche, vabbè. Sì. Cosa dite? Niente. Allora ti devo dire che l'Este ha segnato contro il Fincantieri Monfalcone. Mi dispiace per Roby. Este 1, Fincantieri Monfalcone 0. E allora colleghiamoci con Este, dove abbiamo il nostro veramente mega inviato Roberto Visentin, che starà non sarà molto contento, ma loro sappiamo che comunque riescono. La prendono bene, sì. È cambiato in Serie A il risultato perché a Genova il Milan è passato in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria. Dopo i saluti a Sara, esatto. Pamela gioisce. Come si fa? Pamela gioisce perché si ripiglieranno. Sappiamo che è milanista la nostra Pamela. Come? Chi non dice niente, Gemma? Con chi parli? Oggi pomeriggio è un delirio qua. Dalla regia. No, stiamo cercando appunto di collegarci con Este, dove, come ci diceva Sara, con Roby. L'Este è andato in vantaggio sul Fincantieri Monfalcone per 1-0, quindi... Sì, lo dicevo, non mi dici niente a Roby, a dire il vero, perché l'ho chiamato, tu come non mi dici niente, cambia il risultato e non mi chiami? Vabbè, aspettava il pareggio lui. L'abbiamo in collegamento. Allora, Roberto Visentin da Este, cominciata malissimo la partita. È cambiato il risultato, proprio per cambiare, guarda, andiamo sempre in sempre un sotto. risultato impazzino, purtroppo, sì. Niente, un errore della difesa, sono andati 3 giocatori sullo stesso pallone, praticamente lasciando libero l'avversario, il nostro difensore ha fatto un fallo rigore, tanto per cambiare un altro rigore contro. Siamo un po' abituati a queste conseguenze. Ma niente, per il resto della partita era abbastanza tranquilla, su binari abbastanza calmi. 2 tiri in porta, uno da parte nostra di Lestani e un altro di un loro giocatore sopra la traversa, tutti e due, però per il resto partita abbastanza calma e tranquilla. Ecco Roberto, il rigore c'era? Il rigore c'era, allora a me sembrava di sì, ripeto, da un errore della nostra difesa, però dietro a me ho delle persone siamo tifosi della squadra avversaria che secondo loro si è buttato. Non so, io sinceramente dico di sì. Certo. Noi sappiamo che tu sei molto obiettivo, quindi ci fidiamo del tuo giudizio. Sì. Dopo magari come l'altra volta a Sacile sono stato smentito dalle immagini, però così mi sembrava. Ma lì siete sul campo, non è che avete 8 telecamere, 10 telecamere. Così mi sembrava, ecco. Esatto. Benissimo, Roberto. Grazie, naturalmente in bocca al lupo.
vi aggiorno per il nostro pareggio, d'accordo? Benissimo, diciamo per la doppietta che andiamo in vantaggio, dai. Così. Va benissimo, meglio ancora. Esatto, grazie a Roberto Visentini. Allora Giovanni, per la Serie D, Trissino Valdagno 1, San Vitese 0. Ah, qua male per noi. E poi Vittorio Falmec 1, Marano 1. Quindi Vittorio, botta e risposta immediata. Sì. Allora, ricapitoliamo la Serie D quando siamo più o meno, mancano pochi istanti alla fine dei primi tempi, qualche minuto più, minuti di recupero. Belluno Sicilese 0-0, Este Fincantieri Monfalcone 1-0, Giorgione Dro 0-0, Pordenone Mezzo Corona 2-0, Tamai San Paolo Padova e Triestina Dro 0-0, Trissino Valdagno San Vitese 1-0, Vittorio Falme Marano 1-1, ricordiamo giocata ieri, Fersina Perginese Montebelluna 1-2. Cosa succede a Udine, Presidente? Nulla. A Udine succede molto poco perché vedo un udinese un momentino arroccata, non riesce a trovare i giusti passaggi, i giusti movimenti e quindi alla fine deve subire perché è più frizzante l'Atalanta, sì, molto più frizzante, molto più svelta, è una manovra più svelta, ecco. No, ma c'è da dire che, come ho sottolineato sul tuo commento, c'è molto traffico nella difesa aerobica e di conseguenza l'Udinese non riesce a trovare quello spunto, come è successo domenica a Genova, cioè sfruttare bene le fasce e poi aerobica. Mi serve un translator. Adesso Pamela Bonesso ci spiega da dove deriva il termine orobico per gli abitanti di Bergamo. Veramente te lo stavo chiedendo a te, non lo so. Ma non lo sa, penso che lo sa solo Omar in questo. Sì, qualcuno lo sa qui nello studio, orobica? Tu hai un'idea probabilmente. Federico secondo me lo sa. No, ci sono delle montagne sopra Bergamo. Sì. Sopra Bergamo A, c'è Bergamo Bassa, Bergamo A e Bergamo Orobica. Ecco. Qua si fa cultura, ragazzi. E poi, come dicono da quelle parti, finché lei va là, ma dopo pota. Stiamo mica a pettinare le bambole. Io ho amato un nostro ascoltatore che non so se è il fans di Sara, Marco di Trieste, che mi ha informato addirittura di 2 gol uno dietro l'altro per la Triestina di Godeas. Hai visto i miei fan cosa fanno? Lavorano per noi. Ma velocissimo, cioè proprio nel giro. Grande Marco, quindi aggiorniamo il risultato, quindi la Triestina è in vantaggio sul drop per 2-0, tra il primo e il secondo tempo ci colleghiamo con Emilio Ripari. Però hai visto Giovanni com'è contenta? Sì, sono contenta. Ha sentito doppietta di Godeas. Sapete che è un famoso cacciatore di Medea, Godeas. Sì, esatto. Fa in giro per la doppietta per quello. Infatti, ecco, Martina, tu sei contenta che Godeas ha fatto doppietta? Ben per lui, insomma. Ecco, sì. Ben per la Triestina più che. Io vorrei sapere però se chi sia contenta Godeas. Tutti dicono Godeas. Io vorrei sapere se è peggiorato il tempo a Trieste. Io ho messo le lenzuola stese fuori in terrazzo. Se piove, questo è un problema. È male. Allora Sara, fai il sondaggio e ti rispondo. Esatto. Prego Enrico. No, ecco, se devo dare un giudizio tecnico, il lenzuolo secondo me non va steso, ma messo in asciugatrice. Ma non ho l'asciugatrice, la non l'ho compri? vinta. Me la devo comprare neanche. Invece di dare la campionetta, scusa, mettiamo qualcosa di utile. C'era l'asciugatrice ma non l'ha vinta. Ma io non gioco a questi. Gemma. Solo in cantinetta e sei a posto. Abbiamo in collegamento Riccardo Riem da Pordenone. Allora, al Bottecchia. Eccoci qua Giovanni, allora ormai la partita è in allenamento, c'è stato il terzo gol di Zanardo, una partita che non ha storia e quindi insomma adesso vedremo un secondo tempo da amichevole. Però mi chiedeva Vittorio Fioretti cosa sta facendo la Triestina perché il cuore è ancora... La Triestina sta vincendo 2-0 e il Marano sta pareggiando 1-1 col Vittorio Falmec. Ah, benissimo, quindi 2-0 a Triestina, bene. E il Vittorio sta pareggiando 1-1. Beh, adesso spargo la notizia qua a tutti quanti. Quindi non sapevate lì che il Marano sta pareggiando? Ma qua scusa Giovanni, scusami, ma qua mi dicono che è possibile che il Marano vince 2-1 Vittorio? Noi siamo arrivati all'1-1 al momento. Per il momento è 1-1, però si aggiorna può essere perché siamo collegati con Datasport che è leggermente lento nell'aggiornamento. Ok. Niente, ti passo un attimo l'avvocato Mazzarella che ti dà un commento della partita, un attimo. Benissimo. Allora, pronto? Avvocato, non c'è storia. No, te l'avevo detto, è una squadra già retrocessa questa. Sì. Il Mezzo Corona, quindi non c'è storia. È in attesa della partita di sabato, è chiaro, è un allenamento in attesa della partita di sabato. Certo, ma vediamo a Vittorio Veneto, io penso che il Marano abbia la capacità di far su il risultato, quindi
a meno di colpi clamorosi dovrebbe essere a -5 domenica lo scontro diretto. Certo. E quindi sarà determinante solo per il Pordenone, perché se il Pordenone perde il campionato è finito. Se invece porta a casa almeno il pareggio, a 5 punti si può ancora sperare. Ecco, una domanda. Vincendo il campionato è chiaro che rimane in equilibrio fino alla fine. Ecco, una domanda che volevo farti, avvocato. Che differenza c'è tra come sono scesi in campo oggi e come sono scesi in campo a Padova? Paratona di Scuffetti, scusa. Sono due squadre diverse. Il Padova aveva 5 giocatori veri in campo, il Mezzocorona non ne ha neanche uno. Questa è la prima considerazione. La seconda, sai, giochi in casa, è chiaro che l'assetto mentale è diverso. E la terza è che non avendo un giocatore esperto in più sul rettangolo verde e quindi il portiere esperto in panchina, hai un qualcosa in più in mezzo al campo e questo è inevitabile. Però ripeto, se gioca questo portiere del 95, per l'amor di Dio sarà bravo eccetera, ma non penso che possa giocare a Marano questo ragazzo. Certo. Ecco, contro il Mezzocorona, il Dro, il Vittorio, contro queste squadre qua può giocare, ma una partita come quella con il Marano io penso che è inevitabile ormai che debba giocare Carreri, altrimenti se gioca il 95 c'è una grande probabilità di perdere la partita. Certo. Benissimo, grazie avvocato, ci sentiamo tra poco, tra il primo e il secondo tempo. Commentiamo una parata pazzesca di Scuffet, presidente, su Morales, incredibile. L'abbiamo già detto prima, lui è lì concentrato, è un ragazzo che secondo me farà molta strada, perché momentaneamente l'Udinese con 3 portieri deve far giocare un juniores, figuriamoci. Ecco, allora voglio dire, questo ragazzo qua senz'altro deve fare strada perché ha le doti per farlo, ecco, tutto lì. Certo. Ed mette la passione, 96, perché questa fa differenza lì dentro, no? Poi scusami Press, però il discorso è che questo qui finalmente dà sicurezza, l'hai sottolineato, e si vede finalmente un portiere quest'anno nell'Udinese uscire nell'area di porta, nell'area piccola, e tu sai meglio di me che se dai sicurezza così, anche se dietro hai 3 schiappezzox, no? Vai sicuro. Adesso ci facciamo tradurre da Michele Cupitò questa tipica parola friulana. Degli incapaci. Pensavo di coglierti in fallo, invece niente. Schiappacciocchi, se volete. Alternativa sinonimo scrauso. Scrauso è più roba di casa mia. Scrauso è vocabolario della lingua italiana. Italico? Ah no. Ah no? Ah no. A Mantova si dice scrauso, Paola? No, Mantova Pellizzari 2014. Uno incapace, a Mantova come si dice uno incapace a Mantova? Buona niente. Buona niente. Ecco. Ma non è bello. Di capitale questa, hai capito? Sì, scrauso è più bello, no? Alle elementari si diceva monchio, ma comunque abbiamo grosse difficoltà dietro. Monchio non conosci. Allora, c'è la pubblicità, io vorrei però, visto che sta facendo la galletta, rilanciamo il sondaggione per cortesia per Pamela. Sondaggione, Gemma! Sei cattivo. Eccolo lì! Ma insomma, volevo chiedere a Gemma se possiamo fare un montaggio con altre foto. No, se voi ne abbiamo un po' che per di vedere Pamela. altre angolazioni. Ecco, vuoi vedere altre angolazioni? Beh, te la mettiamo lì davanti così ne vedi diverse. Cosa ho detto? Allora, angolazioni, non si può dire angolazioni. Non c'è niente di male, se detta così. Se non pensate male non c'è niente di male. Noi pensiamo sempre solo male. E allora Pamela Bonessa. Vai, malissimo più che male. E poi vorrei vedere anche dei particolari, insomma, più ravvicinati. Potremmo organizzare un test fotografico anche qui. Facciamo un anche tutti i studenti adesso. Ti do il mio telefono, ti fai dei selfie? No, i selfie sono tristi, Enrico, almeno i selfie lasciamoli. Beh, però potremmo fare un casting qua in studio un pomeriggio. Ma avevi questa perché c'è abitudine, una poi l'Atalanta! Gol dell'Atalanta. Si mette malissimo per l'Udinese al 23esimo. Chi ha segnato? Davide Brivio. È stato lasciato da solo in area. È stato molto bravo, qui Scuffet non poteva fare niente perché è uscito, ha cercato di coprire la porta, ma Brivio con un cucchiaio, come si diceva una volta la panenca, ha messo la palla dall'altra parte e così la formazione dell'Atalanta al 23esimo minuto si porta in vantaggio. Sì, era proprio solo. E anche preso male. Solo.
di controbalzo. Dai, non è possibile. Su queste cose qui è da arrabbiarsi veramente. È uno sbandamento, vedete infatti due difensori udinesi che non fanno la famosa diagonale. Cosa deve fare? Il portiere non può fare niente, no? No. Io volevo chiedere a Enrico il significato del termine palenca. Palenca. Panenka. Scusa, panenka. Non lo so. In questo caso probabilmente panenka involontaria. Sì, Panenka. Ma è colpa di Omar che tira fuori i termini. Sì. Allora, Da parte il Panenka, pomeriggio per la musicale che mi fa cronaca, piacere. fu quello che dal dischetto 1976, campionati d'Europa, finale Germania-Cecoslovacchia, ai calci di rigore, si giocava a Belgrado, ecco, trasmessa, se non ricordo male, sulla rete 2, in bianco e nero, non a colori, calciò il rigore decisivo, portando la Cecoslovacchia al titolo di campione d'Europa. Come? Facendo lo scavetto o il cucchiaio. Sepp Maier fu spiazzato e la palla fece cluck. Così, da quella volta si dice rigore alla Panenka. Potrebbe aver inventato tutto. A volte mi chiedo quanti anni hai. È la tua età, siete coetanei. Io queste robe non le ho viste però. Cioè la TV in bianco e nero. Di tutto quello che ha detto avevo sentito parlare solo di Sepp Maier. No, anche di Belgrado. Scusa, Da Cecoslovacchia. C'è da dire che Omar ha un passato di pomodoro. Ecco, Omar non è una sorta di Gramlò dove metti 2 o 3 nomi veri, il resto te lo... Ecco, potete andare a controllare. No, volevo dire, tanto era la sfida fra la Cecoslovacchia e la Germania occidentale. Perché quella volta c'era ancora il muro di Berlino. Gemma! Sì, abbiamo un inviato speciale direttamente per un derby. Pronto? Chi è? Pronto? Sono il nonno di Pamela. Benissimo! Buon pomeriggio! È bellissimo! Direttamente da Torino, direttamente in questo momento dal Museum della Juventus. Ecco. Giusto. Lei mi era molto simpatico prima che ci dicesse queste cose. È juventino, Appunto. sono tutti e tre juventini, non è zio. Ascolti, nonno di Pamela. Allora, è una bella trasferta. Lei in questo momento alla Juventus Stadium, che è uno stadio clamoroso, è bellissimo. Abbiamo fatto il giro adesso, è una roba spaventosa, bello, veramente bello. Ecco. Una roba veramente da visitare. Ecco, lei giustamente ha deciso non vado durante la settimana a vedere la Juventus perché quando gioca in Coppa fa letteralmente, vabbè, lasciamo stare cosa. Calma. Non infierire, dai. 2-0 fa al centro. Sì, beh, ricordiamo che anche in Europa, insomma, qualcosa conta perché... si fa quello che si può. Ah, ecco, già meglio perché l'1-1 era valido, ok? E ci vediamo domenica prossima, vengo lì. Prego, certo! Finalmente Juventino. Allora, un pronostico secco per questo derby più tardi Juventus-Torino. Non lo faccio perché porto sfiga. Ecco, perfetto. Bravo. Vabbè, tanto per usare un giro di parole. Omar voleva fare una domanda. Omar vuole fare una domanda non della Pamela Pomenes. No, volevo chiedere, buongiorno innanzitutto, buon pomeriggio. Senta una cosa, nevica? No, è un sole bellissimo. Perché? C'ha tutta una sua idea. Perché? Perché mi chiedo se No, perché nel 1870, in occasione del primo derby, la neve fu sospesa la partita per neve. Si giocò il 4 maggio per l'esattezza. 4 maggio. Ecco, la partita fu sospesa. Praticabilità di campo. C'è un sole bellissimo. Bellissimo. Al suo posto venne proiettato il film. in campo hanno detto Ultima neve di primavera. C'era un friulano lì vicino, faceva Peccato che la partita era alle 18:30, se no facevamo in diretta. A parte che non si potrebbe con la Serie A, ma non importa. Vabbè. Allora, grazie, buona partita naturalmente e buona visita a questo stadio che è eccezionale. Ci vediamo domenica. Perfetto, grazie, buon divertimento a Torino. Nel frattempo l'Udinese ha rischiato di prendere il secondo su un'azione veramente, la difesa imbarazzante. Incredibile. La difesa dell'Udinese è veramente imbarazzante questo pomeriggio. Giovanni, secondo gol del Marano. Avevano ragione, quindi Marano è in vantaggio, secondo gol che era già stato Vittorio fatto. Falmec 1, Marano 2. Nel frattempo in Serie D sono finiti i primi tempi, stanno per cominciare i secondi. Ora diamo un riepilogo per quanto riguarda la Serie D. Tra il primo e il secondo tempo Belluno Sacilese, nuova squadra, Bellunese. Belluno Sacilese 0-0, Este Fincantini Monfalcone 1-0, Giorgione Dro 0-0, Pordenone Mezzo Corona 3-0, Tamai San Paolo Padova 0-0, Triestina Dro 2-0, Trissino Valdagno San Vitese 1-0, Vittorio Falco e Marano 1-2. Prego Enrico. Secondo me la conduttrice non dovrebbe schierarsi.
Siamo tutte e due schierate, a quale Siamo ti tutte e riferisci? due schierate. È d'accordo, Esatto, no? assolutamente d'accordo. Perché il conduttore deve essere neutro. Ma cos'è? Ne neutro, Giovanni? Guarda, no, oggi sono un po' colorato. Va là, guarda, non farmi dire. Cioè, non dovresti essere così esplicita. Vi così- dovrebbe essere della professionalità. Esatto, Ecco. sì, anche secondo me. Ma poi soprattutto in Che si Friuli vinca o che bisognerebbe si perda, assolutamente tifare Udinese. Forza Udine. Beh, si potrebbe anche fare No, non abbiamo sentito Federico, se ripete. Prego. C'è un famoso proverbio che va bene per tutte le squadre. Dai, e dopo andiamo a pubblicità, il proverbio. Che si vinca o che si perda, Forza Udine e Juve. Bellissima, c'è la pubblicità. Vabbè, a me non è piaciuto. Era stupenda. 4 minuti, poi torniamo. Purtroppo sempre qui con l'altra domenica e sempre con gli stessi ospiti. La parte finale mi piaceva. Ho un'idea, cambiamoci di posto. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica lo sport tremendito in poltrona. Cosa stai inquadrando, Facciamo Vittorio? un primo piano. Enrico Paola. Pellizzari. Eccolo qui, in una delle sue migliori versioni. Direi sexy. Nel frattempo sta girovagando dietro In cerca di cibo. le telecamere. Magari di cibo. Dunque abbiamo un collegamento con Tamai, con Alberto Commisso, fine del primo tempo, anzi sicuramente è cominciato già il secondo. Prima volevo leggere al volo 2 messaggi che sono arrivati. Uno dice: la curva della Samp si è distratta per colpa di Sara. E segue sempre dalla stessa persona: tra Milan e Sampdoria non c'è storia, di una bellezza rara c'è la bravissima Sara. Tutto in rima. Ma cosa devo dire? Cosa devo dire? Grazie. Forza Samp, anche Ma se... una domanda, Io- hanno riaperto il manicomio a Trieste? Ma So Samp che non l'avevano sarà... chiuso. Ah, dice che è un triestino che ti fa Samp? Non so, perché... San Giovanni si chiama, no? Ma io abito là vicino, è proprio sopra. L'ospedale Tu psichiatrico. abiti sopra? Casa Nuova è proprio sopra. Benissimo. Ogni tanto faccio un salto. Ci spieghiamo tante cose in questo momento. A Udine ancora 1-0 per l'Atalanta. C'è delle novità, Giovanni, a Udine, perché è uscito Naldo che sta facendo dei buchi incredibili e Guidolino è passato con la difesa a 4 perché Widmer e Basta sono i due terzini difensivi, Danilo e Domizzi centrali. È entrato Fernandes e dunque giocherà con Muriel di Natale una sorta di 4-3-2-1 usando il famoso albero di Natale come va di moda adesso dire. Beh, andava di moda quando c'era forse Ancelotti al Milan qualche secolo fa oramai, no? Beh, questo più che un albero di Natale, no? È un pino selvatico. Sì, è un pino silvestre che lava poco. Esatto. Allora, Gemma. Era per lanciarti il collegamento con Alberto, è ancora lì che aspetta. Alberto! Da Tamai, Alberto Commisso. Oh ragazzi, io sto assistendo a una partita bellissima, siamo al 9 minuto e il risultato è cambiato 3 volte, quindi la ripresa siamo sul 2-1 per il Tamai. Bene. Ha aperto le marcature Zambon, però della sinistra di Furlanetto, è stata una conclusione bellissima, quasi prima, ha lasciato praticamente la palla che rimbalzava un pelo per cui è stata una cannonata incredibile, che ha lasciato spazio di manovra a Rosiglioni. Al settimo invece Furlan è stato anche il protagonista di un gol spettacolare, è stata una discesa sulla fascia destra, è stata una conclusione bellissima a girare e ancora appunto Rosiglioni che è stato costretto a pigliare la palla tipo al sacco e 2 minuti più tardi il San Paolo ha accorciato le distanze, è stata una bellissima conclusione anche questa da parte di Piaggio, imprendibile per l'incolpevole Peressini, quindi la situazione adesso quando siamo al 10° minuto ormai della ripresa è questa: Tamai 2, San Paolo Padova 1. Tutto nel primo 10 minuti del secondo tempo, incredibile. Data È sport stato, poi non si è guarda, animato. il primo tempo è stato un primo tempo abbastanza noioso. Il Tamai ha avuto veramente il piglio del gioco, ha avuto insomma sempre o quasi sempre il possesso palla, ha avuto delle ottime occasioni, insomma sempre passate per l'asse insomma Zambon Motta, assistiti entrambi da un ottimo Ursella, ma anche da Hagan, veramente che oggi in piena forma. E poi insomma nella ripresa c'è stato insomma questo avvio insomma scoppiettante in 4 minuti, insomma le Furie Rosse sono passate hanno cambiato il risultato 2 volte 2-0 e poi insomma c'è stato questo gol insomma che ha riaperto un po' i giochi, la questione, quindi adesso staremo insomma a vedere cosa chiaramente entrambe le squadre saranno in grado di fare da qui fino alla fine della partita. Benissimo, grazie Alberto, naturalmente linea aperta, ci aggiorni quando vuoi, visto che è molto scoppiettante la partita in questo secondo tempo, primo tempo invece a Tamai non era successo niente, nel frattempo l'Udinese in mischia in area non riesce col portiere per terra a buttare dentro la palla, purtroppo Domizzi non riesce ad arrivarci. Eppure loro avevano tentato di fare un po' di tutto. Sì, sì. Po' di tutto, C'era qualche fallo di confusione, Presidente, in quell'area, no? Sai i falli di confusione. Diciamo che non vedo idee, questo mi preoccupa, ecco, tutto lì. Si sta andando avanti ad inerzia, no? Non vedo il gioco che siamo abituati a vedere, quindi perché? Perché loro sono più frizzanti, abbiamo detto prima. Sì, certo. Qui bisogna correre, però bisogna avere anche idee. Certo. D'altra parte Serie A è la prima serie, no? Sì. Diciamo che però quest'anno l'Udinese ci ha abituato, Presidente, vero, a
partita a corrente alternata, bellissime partite e partite allucinanti. Che no? c'è anche un problema di rosa perché ha molti infortuni, ha diverse problematiche da risolvere. Vediamo adesso cosa riesce a fare. Guidolin è capace, quindi su quello non abbiamo dubbi, diciamo che quella è una realtà. No? E su questo lì l'Udinese, la sua fortuna è l'allenatore, perché mettere insieme ogni anno una nuova squadra non è facile per nessun allenatore, anche bravissimo, che io penso che questo qua andrà a finirla in nazionale, secondo il mio punto di vista. Guidolin dice lei? Sì, troppo bravo. Sì, però per le pressioni non ci andrà. Vedi Omar, purtroppo c'è anche questo, c'è da dire anche questo, però se andiamo per meriti, una persona del genere... Però lo sai meglio di me cosa vuol dire sopportare 56 giornali, 36 televisioni e 42 radio che ogni giorno vengono lì a dirti devi fare questo, senza calcolare presidenti e tutto quello che serve. Però Adelli secondo me è un santo. Lo sappiamo. Gli interessi sono talmente grossi. Tanto ha segnato il Chievo. Esatto. Sapeva anche la Pamela. Omar, basta, adesso. Allora, Pamela ci aggiorna il Chievo dove sta giocando? Allora, Scusate, rigore per il Cagliari. Ma tu devi dire, ma allentare la radio lui. Sta guardando, dice sto qua o non ci sente o un po' indietro. Comunque ha passato in vantaggio il Chievo contro il Catania, poi 1-0. Inter Cagliari 0-0, Sampdoria Milan 0-1, Udinese Atalanta 0-1. Bene. Questa è la situazione quando su tutti i campi si sta giocando. Nel frattempo sul campo di Udine grandi lanci dalla tre quarti per le famose torri del Assolutamente, che si scacca in attacco l'Udinese delle torri e basta, purtroppo cerca i 3 punti di ieri che non sono serviti all'Italia di rugby, ma succede. Si arrabbia anche col pubblico forse, basta, perché... Stava dicendo Vonde. Sì. Che lui è serbo, in serbo Vonde si dice Vonde. Esatto, Vonde. Intanto il Cagliari ha fatto gol. Quindi giuro che io li tolgo quelle risultati. Allora, ce le posso togliere? Clamoroso a San Siro perché il Cagliari passa in vantaggio con l'Inter. Vabbè, poi così clamoroso. Vabbè, clamoroso. Tempi non insomma, dai. Come se l'Inter vincesse tutti i giorni. Era per fare un po' di attesa, clamoroso, l'Inter ha preso un gol. Facciamo un po' di suspense. Ecco, nel frattempo l'Atalanta va avanti, ma un colpo di testa esce ampiamente dai pali, anzi forse dai pali è un calcio d'angolo, è stato Alan ad anticipare l'attaccante orobico, vero Martina? Orobico. Che abbiamo imparato, Martina, che orobico è dato dalle montagne sopra. Bisogna stare attenti, Martina. Sopra. Perché Martina è molto attenta. Martina è molto attenta e soprattutto mi hanno detto che tu sei una bravissima ragazza. Intanto Scuffetta esce bellissima l'uscita di Scuffetta. Ma l'Atalanta è ancora là, anzi addirittura calcio di punizione al limite dell'area per l'Atalanta, mi sembra. Ma 2 per terra. Sì. Vado per terra. Mi dicevano che tu sei molto brava a sfilare, sei una ragazza molto seria, adesso vediamo un po' di tue foto, e addirittura che i nostri amici Michele e Paola ti stanno, diciamo, inglobando, si può dire inglobare a quest'ora? Pensando, sì. Beh, anche nell'organizzazione di... Non è una brutta parola. No, non è una brutta parola, no, ecco. Nelle foto sei bellissima, coinvolgendo. Ancora più coinvolgeremo. Sarà coinvolta. Stiamo pensando poi di andiamo avanti ancora molto, non lo so. Per Miss Italia, che tu a suo tempo hai già partecipato, hai vinto una fascia. A suo tempo. No, 2 anni fa. In realtà 2 o 3 anni fa. A suo tempo, 3 anni fa e a suo tempo, non è l'altro ieri. Vabbè, però. Italiano questo. Messa così Consecutio temporum. Ecco, qua ad esempio sfili a Udine Sposa. Manifestazione organizzata da Michele Cupitò. Questa non sono io. Questa non è lei. Che non ti assomigliava. Era nel tuo profilo Facebook, non importa. Sì, vabbè, ok. Però era bella, ma un po' ti assomiglia, dai. Era bella, piaceva a te probabilmente. No, l'ho viste lì, sai, le foto un po' particolari. Hai fatto bene, dai. Ecco, chi era quella a proposito? Tua amica, pensi? No, in realtà è una foto che mi piaceva e l'ho messa lì semplicemente. Invece questa è Lignano in Moda, invece. Esatto. Che Lignano in Moda, raccontaci, allora, questa è una bella manifestazione che va avanti dal 2001, ho letto. Sì, Lignano in Moda, sì. Raccontaci un po' di questa manifestazione, era d'estate ovviamente? Sì, diciamo che è una manifestazione che viene fatta praticamente ogni estate. Sì, guarda in camera che sei più bella. Ma in realtà sei così lucente, così bello, non riescono a guardarti, si emoziona. Nessuno ti fa mai complimenti. È pericoloso. No, non dirli così, non dirli così. È pericoloso, non troppo, non perché troppo. poi si allarga. Ok, allora. Soprattutto la tartaruga. Torno dietro.
No, è una diciamo manifestazione che si fa ogni estate a Lignano e io ho iniziato diciamo a parteciparvi dal 2007, quando effettivamente ho iniziato a sfilare con modashow.it. Sì. Lignano in Moda parla di moda, ma non solo, insomma, vengono coinvolti anche molti altri diciamo aspetti. Per esempio c'è stato un approfondimento diciamo di Lignano in Moda con 50, 60, 80, 70 show, che è uno show diciamo di abiti d'epoca con costumi degli anni 60, 70, 80. Bene, io vado. Grazie. Da domenica prossima se vuoi venire al mio posto, così siete tre ragazze che conducete. Così facciamo venire i mister. Sa più di noi, cioè noi abbiamo perso. Ma no, ma dai. Enrico Pellizzari. Giovanni, noi abbiamo perso il conto, sa più di noi la Martina, mi rendo conto. Sì, dopo, grazie. Dopo, sta parlando. Poi da Lignano in Moda si è arrivati o comunque si è evoluti verso quello che è moda d'autore. La televendita, questa è la televendita. No, in realtà io sembro, cioè tra virgolette giovane, ma ho iniziato presto a sfilare con l'agenzia. Ma perché sembri giovane? Cosa hai fatto? 42. Un contratto con una clinica estetica? In realtà sì, no, cioè a 63 anni. Sì, in realtà. La famosa Miss che hai detto di me, quella che si diceva. si diceva la prima puntata, se insomma a 73 anni dimostra che ha vissuto dimostra che ha vissuto alcune nostre manifestazioni e si è divertita perché se sì, diciamo che è un po', quindi le ho vissute quasi tutte, ecco. Chiaro, è un po'. È un po'. Ecco. Ma la Lauren dal vivo quando era Miss Italia com'era? Vuoi che te lo dica veramente sincera? Una vecchietta, veramente una vecchietta addobbata d'albero di Natale. Proprio. Questa è Lignano in Moda anche a proposito. Questa è Lignano in Moda. Ok, sai che con questa frase hai interrotto la tua carriera tu. No, perché sono sincera, è la verità. Questa è grado moda. Mi manderesti le foto su WhatsApp che le stampo e le metto in camera. Se vuoi. Guarda che le trovi su Facebook. Questa è semplicemente finita a Udine. Questa è moda d'autore. Questa è moda d'autore, esatto. Finita a Udine, purtroppo l'Udinese va negli spogliatoi sotto di un gol con l'Atalanta. E quindi tornando a noi. Sì, esatto, perché qua mi distraggono tutti. Pellizzari distraendo. Non è Pellizzari, è Omar. No. Sono tutti. Guardalo lì con quella faccina. No, è Omar che fa delle battute. È conduttore. Omar non si sta comportando. Io sto facendo battute tecniche. È buona la patata, non è una battuta tecnica. Qui è arrivato. Scusate, parla Presidente un attimo. L'Atalanta va negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Sì, anche perché hanno avuto altre occasioni, vero Presidente? No, ma al di là sta giocando bene, sta giocando una buona partita. L'Udinese in difficoltà, io penso che nell'intervallo Guidolin prenderà le misure e sarà senz'altro capace di gestire il secondo tempo. Certo. Ma sono fiducioso a dire la verità, perché lui è capace di miracoli e quindi sì, può essere magari negli spogliatoi che succeda qualcosa. Non è che succede granché, ma lui è uno capace di gestire le pedine, ecco. Sì, entra il seggiolaio che confermi amicizia? No, rifiuta. Qua infatti conosci questa persona di fuori di Facebook? Sì, stanno facendo amicizia su Facebook. Cioè Enrico ci prova, lei deve ancora confermare. Martina, i prossimi tuoi appuntamenti che sai già che sfilerai di qua di là, oppure se ancora non hai idea di quello che succederà nella tua carriera da modella? Beh, diciamo che sicuramente Lignano in Moda. Devo ridere, se vuoi. No, ero io serio, dico che serio. Allora, Lignano in Moda sicuramente è un appuntamento ormai che mi vede diciamo protagonista assieme a tutte le altre ragazze di modashow.it. Poi per quanto riguarda le sfilate, le so, diciamo le date, se posso dire, però ancora sinceramente, possono... un 15-20 giorni prima, e quelle che so non si possono dire subito, perché se no ti tolgo quella suspense che ci può essere. Sì, ma ad esempio, visto che il mese prossimo è marzo, fai qualche avvenimento a marzo, qualche evento? Non te lo dico, non posso dire. Benissimo, molto interessante anche per gli amici. Forse no, quindi per gli amici a casa. Prego Gemma. Riguardo il nostro sondaggione, se Pamela deve fare o no il calendario, c'è un'ascoltatrice che ha voluto esprimere la sua opinione, ce l'abbiamo in diretta. Benissimo, allora sentiamo finalmente qualcuno che ci chiama per il sondaggione. Con chi abbiamo il piacere di parlare? La nonna B. È la nonna. Pronto? Nonna. Ecco, bello, siamo molto caserecci. Sembra una carambata, esatto, brava. Dobbiamo piangere? No. Enrico, dobbiamo emozionarci. Sono impegnato. Lui è impegnato a mangiare le patate. Non sentiamo il collegamento.
Posso dirla io la mia opinione se volete? Sì, ma adesso la chiediamo a tutti. L'hai chiesto a tutti? Stiamo cercando di collegarci con la nonna Bis, che da Montebelluna. La nonna Bis. Esatto, vediamo se riusciamo 78. a entrare in collegamento con lei. Pronto, nonna Bis, ci sente? Sì, pronto. Eccoci! Per Pamela. Eccola qua Pamela. È qua, la conosce? La conosco, sì, sono la nonna Bis. Cavolo. Dica a Pamela che ho fatto il disegno perché lei fa il muratore. Ho fatto il disegno per la casetta delle mie gli animali. Ecco, quindi la Pamela deve venire a costruire la casetta degli animali a Montebelluna. Non sapevo che a mi avesse Montebelluna, esatto. Ecco, lei ha fatto il disegno. Senta, nonna Bis, ma secondo lei Pamela deve fare o no il calendario? Deve fare il calendario. Deve fare il calendario, nonna Bis è decisa. Deve farlo il calendario. Ho capito. Ci vede bene lì a Montebelluna? Come? Se ci vede bene in televisione lì a Montebelluna. Sì, bene. Beh, strano, però insomma c'è andato di lusso, dai. Scusi, lei è il signor Giovanni? Sì, sono io. Ah, bene. Bene. Allora si vede bene, benissimo. Sì. Mica tanto. Spero che magari noi andiamo avanti fino a domenica 18. Se vuole venire a trovarci in studio è benvenuta. Va bene, verrò. Benissimo. Grazie nonna Bis. Cosa hai appena detto? Mi porti anche Simone, mi porti la prossima domenica. Simone ha perso a Trieste 4-0, saputo. Salutiamo anche Simone che ha perso con la... Ecco. Bene, grazie nonna Bis. Arrivederci. Ciao nonna. Che bello. Enrico è impegnatissimo. Io ti dico che il Pordenone ne ha segnati 4. Ecco, il Pordenone va a 4, non abbiamo avuto il collegamento con Riccardo Riem. Allora io direi entriamo, se non c'è in linea Riccardo. No? Allora comunque aggiorniamo, il Pordenone va sul 4-0, noi entriamo in pubblicità immediatamente. Dopo... Aspetta un altro risultato, Giorgione 0, la Fenadora 1. Ecco, incredibile che la Fenadora vada a vincere a Castelfranco. Per ora 0-1. Bene, la Serie A un attimo. La Serie A, prego Pamela, poi andiamo in pubblicità. Allora, Chievo Catania 1-0, Inter Cagliari 0-1, Sampdoria Milan 0-1, Udinese Atalanta 0-1. E questi erano i primi tempi della Serie A. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità per 4 minuti e poi torniamo. Sì, che c'è la Martina, deve finire di raccontarci dove... E deve dare la sua opinione sul calendario. Assolutamente sì, no, ma poi ci dà tutti gli appuntamenti perché ha detto che dopo ce li dà. Ah, dopo ce li dà? Sì, ha detto di sì. Basta suspense. Già finita. 4 minuti e poi torniamo. Tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Ecco, attenzione! L'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona, attenzione perché ci mancano tutti gli ospiti che stanno mangiando dolci. Vabbè, ma è normale. È normale perché siamo in famiglia e è un salotto. Siamo qua dalle 14. Prego, accomodatevi Michele e Paola. Nel frattempo ho fatto vedere il gol del Milan, che te lo sei perso? Sì, perché parlavo con te. No, stavi guardando me, non stavamo per niente parlando. Io veramente stavo guardando la tua tartaruga. La mia tartaruga è sempre più affascinante, lo so. Allora, dobbiamo dare un aggiornamento a San Daniele Lumignacco al 30esimo, al 25esimo del primo tempo in eccellenza 0-0, quindi non è successo niente. Invece Riccardo Riave da Pordenone? Sì, no, sai perché non ci ha chiamato Riccardo? Ha detto sì, aspettavo ancora un minuto perché secondo me il Pordenone segnava, volevo darti 2 gol in un colpo solo. Ed è successo così magari? Non lo so, sentiamo. Riccardo! No, eccoci qua. No, c'è stato solo un gol del 4-0 di Zubin, una bellissima azione dentro l'area piccola, il nostro bomber qua ha fatto il 4-0. La partita che ormai non ha più niente da dire, un momento stava facendo il mezzo corona, vanno fuori gioco, e quindi veramente è una partita da allenamento. Con l'avvocato Mazzarella stavamo dicendo appunto che a questo punto conveniva magari togliere anche Zubin, che non vada a rischio di infortuni o cose del genere, visto che domenica ci sarà la partita o sabato, se ci sarà anticipo, che si faccia male e che quindi magari salta la partita decisiva dell'anno. Ti passo l'avvocato Mazzarella per l'ennesimo commento. Benissimo, allora... stavo dicendo con l'amico Dario che alla fine del primo tempo avevo detto che vinceva il Marano 4-1. Mi hanno informato adesso che il Marano sta vincendo 4-1. Benissimo. Aprirò uno studio di scommesse. Calcio scommesse? No, calcio scommesse no. Sì, una tenda per veggente, mi dice Dario. Comunque Zubin avvocato arriva a quota 20, non è male.
Sì. Ma sai, è importante vincere il campionato, non la classifica dei cannonieri. Sì, quello è quindi sì. Domenica, ti ripeto, se il Marano vince il campionato è finito. Beh, diciamo che oggi... Con altri risultati è ancora in piedi. Comunque oggi nei due scontri il Pordenone ne ha fatti 4 e non ha preso alcuno. Sì, ma invece comunque il Marano 1 l'ha preso la vittoria. Sì, ma questa è una squadra che, ti ripeto, Fioretti mi diceva che il suo Orcenico di prima categoria dei tempi gli dava 3 gol anche loro. 4-1 ha fatto il gol in Marano. Ecco. Ha fatto gol in mezzo corona. Proprio in questo momento è una gran punizione, quindi sono a pari anche quelli gol. Esatto. Stavo dicendo che però il Marano sta giocando con Vittorio Veneto, che è un altro tipo di squadra rispetto al mezzo corona, quindi sta giocando fuori casa. Ha fatto gol Clementi, centravanti, che non è male. Bene. Per il mezzo corona. Bene, avvocato, grazie. Niente, ormai aspettiamo sabato. Sì, no, aspettiamo la fine della partita per fare gli ultimi commenti, visto che oramai siamo 4-1. E a proposito, ma adesso una piccola domanda a te che sei osservatore, ma adesso con Renzi stiamo tutti bene? Com'è? Con Renzi adesso stiamo tutti bene? E sono finiti i problemi? No, io sai che io mi astengo dalla politica. Avvocato, no, mi diceva Dario che grazie a Renzi possiamo toglierci le cravatte in trasmissione. Giovanni non l'ha mai messa. Non l'ho mai messa, avvocato, io in nessuna trasmissione. Per quello Dario dice che sei tu l'antesignano e Renzi ti ha copiato. Avvocato, permette un commento? Mi ha copiato Renzo. Avvocato, permette un commento, sono Costantini, permette un commento su questa cosa. Mi viene da dire Firenze canzone triste. Poi chi l'ha capita, Ma non lo so. Io non so se stiamo vivendo un film, non lo so. Bene, fate voi qualche commento. Posso fare un commento, avvocato? No, è meglio di no, perché sennò ti levano la trasmissione. No, una cosa buona l'ha fatta, ha tolto il ministero della signora quella abbronzata. Almeno questo l'ha fatto, no? Non c'è più lei. Vabbè, ma sai, i problemi dell'Italia non erano del Ministero dell'Immigrazione. L'integrazione. Sì, l'integrazione che era l'immigrazione poi alla fine. I problemi dell'Italia sono altri e sono irrisolvibili in questo momento, per cui chiunque dica qualcosa di diverso racconta bugie a tutti quanti. Va bene, ho finito. Avvocato, ci sentiamo a fine partita, nel frattempo Udine ricomincia in questo momento con l'Udinese palla al piede, che cerca ovviamente Ci sentiamo dopo. Grazie avvocato, dopo cerca di recuperare lo svantaggio del primo tempo. Ricordiamo che l'Atalanta è in vantaggio ad Udine per 1-0. Quindi Martina, parliamo di calendario. No, non parliamo di calendario. No, perché c'è il nostro Alberto Commisso che lui da 5 minuti che aspetta, c'è un rigore per il... Avrà segnato o non avrà segnato? Oramai sono stati anche 3 rigori oramai. Prego Alberto. Che Tamai, ragazzi, spettacolare questa squadra, veramente la cura di Agostini, che tra altre cose è anche stato espulso per proteste, però comunque questa cura sta funzionando. 3-1 il risultato, ha segnato con di rigore Furlan, è stato un atterramento in area di Faruppa, che anche lui è stato espulso ai danni di Bolzon, che ha preso responsabilità dal dischetto appunto Federico Furlan, portiere da una parte palla dall'altra, e quindi 3-1, quindi la situazione evolve in meglio ancora una volta per Tamai, che comunque stava facendo ancora una volta la partita, ha avuto 2 ottime occasioni attorno appunto al 20° della ripresa, prima con Ussel e poi insomma con Zambon. Erano stati abbastanza sfortunati i due giocatori Tamaiotti appunto a non trovare il gol. È arrivato 3-1, grande felicità qui al comunale della borgata di Bruniera, e speriamo che questo risultato, quando mancano 10 minuti più recupero al triplice fischio finale, possa veramente evolversi ancora per meglio e portare a casa quindi il Tamai questi 3 punti che per la chiave salvezza veramente valgono come oro. Benissimo, grazie Alberto, grazie di questo aggiornamento. Quindi il Tamai va sul 3-1, mentre purtroppo per gli amici di Monfalcone l'Este va sul 2-0. Ovviamente viene confermato che il Marano è sul 4-1 al Vittorio Veneto. Tutti gli altri risultati ricapitoliamo: Belluno Sacilese 0-0, Este Fincantieri Monfalcone 2-0, Giorgione La Fenadora 0-1, Pordenone Mezzocorona 4-1, Tamai San Paolo Padova 3-1, Triestina Dro
2-0, Trissino Valdagno San Vitese 1-0 e Vittorio Falmec 1, Marano 4. Dunque Martina, vediamo se riusciamo... Il calendario? Secondo me sì, dovrebbe fare il calendario Pamela, però c'è un però. Allora, intanto vediamo il sondaggione con Pamela, così col cartello del sondaggione sentiamo il però. Dovrebbe fare il calendario, però deve trovare la formula adatta per non cadere nel, diciamo, banale o anche volgare, quello che fanno tutti. Cioè, è facile fare un calendario come lo fanno tutte, cioè togli 2 vestiti, tic tac e poi invece se riesci a farlo in modo diverso, secondo me spacca, dato fuori dai denti. Posso fare una domanda? Assolutamente. È una questione di fotografo oppure non è una questione di fotografo? In che senso? Un fotografo può fare la differenza? Posso tradurre? Cioè è il fotografo che, diciamo così, predispone? No, ma io ho capito adesso cosa voleva dire. No, nel senso che è una cosa che è una cosa che le viene da dentro. No, secondo me è un mix, non è solo una questione di fotografo. È chiaro che il fotografo non deve essere il primo che passa, insomma, è una questione di luci, trucco, però insomma se si riesce a trovare un equilibrio tra bellezza della ragazza, messaggio che si vuole lanciare, c'è la formula giusta. Martina, e la location è importante o è indifferente? Fondamentale. Fondamentale. È importantissima. E secondo te è meglio all'aperto o in studio? In camera mia? No, ma certe cose, dai. Si può fare anche in camera tua, però dipende come. Senza di te però. Ecco. La prima volta che vai a fare una decina di date fuori regione, dai le chiavi della casa. Della camera. Michele, scusa, lei male che vada ci mette un po' di stucco, se non ma dai, non si parla la gemma. Marco di Trieste come nuovo inviato ufficiale. È bravo Marco, ti dico. È bravissimo, Grazie, sì. Marco, un Ci ha appena bacione. chiamato, 33esimo del secondo tempo, Triestina 3. E l'altra squadra No, fermi tutti. Chi è l'altra squadra? Che è il Draw. Scusami, è un attimo passato perché è arrivato un altro messaggio. È a 0. E gol di Bussi. Grande Gemma. Bene, Poi doppietta... sono arrivati dei messaggi sempre per Pamela. Sì. E adesso leggiamo con questa macchina da guerra che ho qui sotto mano. Proprio Giovanni, velocissima. devi cambiare telefono. O cambi padrone al telefono o La cambi prossima telefono. trasmissione, prego. Allora, Renzi, una macchina nuova con un motore vecchio, solita Italia, questa era per commentare. C'entra per Pamela, non so. Aspetta, parte così il C'entra Renzi messaggio con me. perché voleva collegarsi al discorso del nostro avvocato Dell'avvocato. Mozzarella, Sì. nostro mio DGP ormai. Sì, il mio e il tuo è veramente, quindi andiamo avanti. E poi Pamela, no calendari ma presentatrice. Vedi? Poi passiamo dai messaggi. Se senti una rotellina girare, un criceto che corre telefono. lentamente è il telefono che sta andando. Passiamo a WhatsApp perché è arrivato un altro messaggio. Con calma, Tanto prendiamo tempo. Ma intanto facciamo parlare qualcuno perché tanto Ecco, si teme. allora no, non fare calendari, Pam. Rimani con noi in diretta e per dimostrarti quanto sono tuo fans ti dedico questo. La Pamela che scende dall'albero come una mela sta in mezzo a noi e ci illumina di luce come una candela. Pamela e il Dello cuoricino. spacciatore o suo? Scusa, una domanda. Ma il fare il calendario preclude la possibilità di stare qui? Perché non ho capito. No, assolutamente. Io dicevo, una domanda, rifai vedere il sondaggione perché è molto chiaro, nel senso, vedi? Il calendario sì o no, nel senso, siete d'accordo che lo faccia o meno? Non che questo... No, ma può continuare a stare qui anche Ma se sì, fa che il discorsi, calendario. questo- No, perché sembrava Come dai quando messaggi, faccio amori posso anche sai. continuare a fare Assolutamente, anzi poi vieni a casetta mia quest'estate che ho da fare 2 cosette. Quando anche. tu sei via, I però. muri. Beh, che discorsi. Mi fido di più. Però c'è la gatta, devi stare attenta perché la mia No, gatta ma è... con i gatti ci vado d'accordo. vieni a vedere la mia. Con gli animali poi. No, non c'entrava il fatto, no, perché ad esempio la mia opinione sui calendari è che oramai sono una cosa vecchia, Banale. arretrata e banale, dal mio punto di vista, no? Strasfruttata, eccetera. Gemma, Io volevo sentire Robby Visentin se secondo lui Pamela deve fare il calendario o no. benissimo. Lo distraiamo un po', poverino. Io avrei un suggerimento. Un attimo, prima Roberto e poi il suggerimento. Prego. Volevo dire a quel falsone del conduttore, ho sentito in diretta quello che ha detto adesso. Cosa ho detto? Vorrei vedere se tu fossi in mezzo a un casting, cosa diresti?
Ma dico la verità, Roberto, ci sono stato in mezzo ai casting, non mi ha fatto alcun effetto, guarda. Perché è tutta un'altra cosa, non è come la vedi tu quando fai i casting, sì. Michele me lo può confermare. Sì, vedi le donne sotto un altro punto di vista, non proprio quello. Non è come andare in cantina o in miniera, per intenderci, ecco. Hai capito? Quello è un altro discorso, lì non sono casting, è qualcos'altro. Allora, torniamo al calcio, purtroppo un altro gol. No, 2 gol per dire la verità. Ha raddoppiato l'Este con Iarusso e quindi è andato sul 2-0 e subito dopo abbiamo accorciato con Carli su cross, su corner di Acampora, saltato di testa, il portiere ha mancato completamente il pallone e quindi abbiamo accorciato. Quindi in questo momento subito dopo, per dire la verità, c'è stata anche un'altra azione pericolosa per noi, con il portiere che è uscito, ha perso completamente la palla, mi sembra, devo essere sincero, con i nostri giocatori fermi davanti a lui, quindi non mi sembrava nessun fallo, però l'arbitro ha fischiato. Quindi siamo sul 2-1, Roberto? Quindi siamo sul 2-1, sì. Devo dire la verità che fino adesso non abbiamo fatto granché per meritarci questo gol, però noi ce lo teniamo stretto. Ecco. Beh, diciamo che ci sono ancora un 7-8 minuti più recupero per cercare di pareggiare questa partita. Esatto. Benissimo. Quindi niente, speriamo, adesso stiamo giocando con 3 punte e mezza, quindi attrazione completamente anteriore, diciamo. Certo. Bene, ci sentiamo più tardi, Roberto, grazie, ci sentiamo per la chiusura, l'Udinese in avanti, niente da fare. Enrico ci hai rilasciato con... Ah sì, è vero, aveva una precisazione da fare. Collegarmi al fatto che giustamente concordo con te, il calendario è uno strumento ormai retro. Antico. Retro. Ecco, che ne dici di un bel diario di scuola? Una bella idea per iniziare. C'è un aggiornamento? Un aggiornamento in Serie A. Allora, dimmelo sull'orecchio. Cagliari 1 sull'orecchio, non per il timpano però. Quindi ha pareggiato l'Inter. L'Inter ha pareggiato 1-1 in Serie A al 9° minuto. Sì. Dopo vado a fare la visita. Anche tu alla Maico. No, la Maico. Tutti e due alla Maico. Scusa. No, se no, Martina, ad esempio, potrebbe essere un calendario, ma non il famoso calendario cartaceo, no? Non so, un calendario multimediale. Sì. Ma no, un calendario di carta, di quelli come una volta. Dai, quelli del meccanico, Giovanni, sempre quelli sono nei calendari veri. Con la spirale. Sì, con la spirale. Quelli che trovi anche nel... Allora, non so se voi alla scuola lo facevate, si prendeva gli angolini di tutte le pagine, si disegnava le figurine e poi facevi così i cartoni animati, il cartone animato. Sì. Ecco, io farei una cosa con le fotografie. Sull'angolino, l'animazione da vestita a bikini. Scusa, non si sta meno a fare con 2 telecamere una regia, visto che siamo nel 2014. Ma no, è più banale con la telecamera. Ma no, ma è normale. È banale con la telecamera. Cosa ne pensi? No, sono completamente d'accordo. Io non potrei mai non essere d'accordo. Assolutamente, con il collega è da contratto. Ma avendo ascoltato che la signorina fa anche il muratore, esatto. Posso dire che quindi la location perfetta è Malta. Adesso vedete, ho un muro dietro casa appena finito, guarda. No, Malta. Malta. È la firma ma va bene a Malta perché la capitale di Malta conferma in calcio. Ma va bene anche a Malta perché la capitale è la Valletta. Siete fortissimi. No, veramente. Fortissimi. Quando vai in aeroporto sai cosa fa? Il cecchetto. Schiavi dell'umorismo. Bravi. Io vorrei chiedere se qualcuno da casa ha qualcosa da dirci, anche insulti se volete, no? Accomodatevi, tutti i numeri sono lì. Faccia ora o lo faccia per sempre. Allora Martina, io so che mi avevi detto che volevi andare, avevi degli impegni, se vuoi rimanere fino alla fine volentieri, decidi tu. Altrimenti vai, che c'hai no, più che altro sono stanco, vorrei sedermi. Veramente vi saluterei io. No, come... Che Cirica dove va? Così veniamo con te, lasciamo lo studio vuoto, veniamo con terzo te. grado. No, secondo me lui va con lei, non so se siamo invitati sì, tutti. o lui o lui, insomma. Martina, dove vai? Dipende.
posso Dove dire, vai? dai, devo andare da un'altra parte. Come si chiama almeno? No, non si dice. Dici dove vai però? No, devo andare prima a casa, un cambio di look e poi devo andare da un'altra parte. L'aperitivo. Entra Nico Lopez. No, vabbè, aperitivo potevo stare qua fino alle 5 poi. Ah, scusate, vorrei far notare che sta uscendo Muriel e lei deve andare via. L'hai scoperta. Ora abbiamo beccata. Ora abbiamo Ancora che arrivo, infatti. Ci abbiamo beccata, Martina. Infatti. Martina. Vabbè, sgammata, così me ne vado. Vi saluto. Prossima location del suo calendario in Colombia. A casa di Sky sta confermando quello che... Sta confermando che Muriel è uscito per appuntamento con lei alle L'ha 5. annunciato a tutto lo stadio. Va bene Martina, se devi andare io ti ringrazio, spero di naturalmente averti. Aspetta, Se devi andare vai, Grazie a me. Ciao. Se devi andare vai, vai. Ciao. Vai. Se proprio devi, vai. Salutaci Luis. Pamela, c'è una roba per te. Ma Dio. C'è un aggiornamento in Serie A. Enrico, consolati con le patatine. Ah, che bella notizia. Il Milan in vantaggio. Doppiato. Milan ha raddoppiato, allora sappiamo che ha raddoppiato il Milan? Tarakos. Ah, è il nome quello strambo. Il greco. Sì, è il greco. Tarkovsky, quello che faceva i film. Presidente, nel semiserio cosa succede a Udine? Semiserio. Di nuovo non vedo l'Udinese capace di ribaltare il risultato e non vedo impegno, diciamo, organizzato, ecco questo. Non lo vedo, oggi non vedo una squadra organizzata. Dopo Firenze, no? Non lo so, oggi... Perché fino a Firenze aveva giocato bene in Coppa Italia, no? Poi già domenica a Genova, primo tempo bene, poi di nuovo giù. Mettere insieme una formazione ogni domenica non è facile. Scusa, mi avevi detto che questa era la poltrona del commento tecnico e non mi hai fatto neanche una domanda. È vero, ha ragione. Ha ragione. Ciao Martina, grazie. Ciao. Grazie di tutto. Allora, nel frattempo vediamo la Divertiti. Non fare niente che io non farei. È gravissima allora, vediamo la fidanzata di Pellizzari qua. No, un attimo. Gli piacerebbe la fidanzata. Per consolare il presidente, vorrei far notare che poco fa ha segnato l'Inter. Sì. Adesso ha segnato il Milan, lo segneremo anche noi. Speriamo. Ce la faremo anche noi. E tutti ce l'aspettiamo. Ce l'aspettiamo. L'unica cosa è fare 4 segni, vedete? Sì. Esatto. Ecco, 4 raggi. Ha parlato signorina. Allora, a me La signorina aveva qualcosa da Il dire. detective Beckett. c'è qualcuno che gli scrive uffa. Insomma, rispondi lei. Perché leggi i miei messaggi? Leggo, guarda, anche sta giù. Perché leggi i miei messaggi? Non ho detto di chi, però. Ancora, sta parlando, No, questa è la fattoria. La pancetta è pronta per essere presa. Sì. È ora di mangiare, dai. Bene. Ma di cosa La stanno pancetta, la parlando? fattoria. La tua pancetta. E il gioco che seguiamo io E la Sara. e la Sara. Vorrei dire Siamo lì. Ma la signorina Sara ha già fatto il calendario? No. No, io ho saltato il passaggio. Al passaggio successivo. Ha fatto direttamente il diario? Ha messo in agenda, insomma. L'agenda dei triestini. L'agenda dei triestini. L'agenda dei triestini. Ne hanno fatto un basso rilievo? Un basso rilievo? Non si può dire Hanno basso preso il rilievo. calco, dici. Hanno approfondito insomma il discorso. Esatto. Hanno fatto il calco? Dovrei fare il giudizio tecnico a questo punto. Facciamolo però. No, Non so se lo sapete, Enrico Pellizzari è un esperto di calcio e di sport in generale. Assolutamente. Io ricordo quando vede chiaramente dirigeva dal la sua squadra di tartarughe, si chiamava Six Pack, alla quarta retrocessione è stato esonerato. Quindi il commento tecnico. Prego. No, intanto volevo parlare con l'autore del programma. Sì, che sono io. Sempre qui ce l'abbiamo. È qua purtroppo. Lui è tutto lui. Tutto. No, mi sento, Lui è volevo tutto dire fare. agli ospiti, ai telespettatori, che le battute non sono scritte da lui, quindi non pagatelo. Ecco. Si ha niente a lui. No. Allora, diciamo che concordo qua col Presidente, diciamo che tutta l'intera Udinese, se posso proprio dire, sembra abbia preso un Falqui. Fa proprio, il nulla, il nulla, sta in campo, contiene a botte di posteriore, la palla fortunatamente non va tra i pali, per fortuna c'è questo giovane ragazzo che non è Yepes, appena questo giovane ragazzo in porta che che è del 97, 96. Maggio 96. 96. Non è maggiorenne?
Non è maggiorenne? 17 anni. A maggio fa 18 anni. Ecco, secondo me la Martina dice che è andata a prendere il portiere. Il portiere neanche maggiorenne. Diciamo così, io non seguo molto le partite, però insomma ne sento parlare tanto bene. Esce un bambino. Esce qualcuno. Esce Morales, entra De Luca che è un nazionale under 21 dell'Italia. Prego Gemma. È finita Tamai, c'è il nostro Alberto Commisso per il commento finale. Allora, ultimo collegamento con il campo del Tamai, con Alberto Commisso, intanto il finale e poi faccio un riassunto, un riepilogo. Ecco Giovanni, si è appena finita, sotto gli applausi del pubblico che hanno invocato non solo il mister Di Agostini, che se vuoi andrò a trovare negli spogliatoi e lo farò magari parlare con te, ma anche e soprattutto per questi 11 ragazzi che oggi hanno lottato come dei leoni e hanno trovato questa vittoria importante che ricordiamo è la prima del 2014 casalinga. Quindi possiamo dire che la cura di Agostini funziona. Il Tamai che non aveva battuto il San Paolo e che trova altri 3 punti preziosi in chiave salvezza, e anche la sua prima vittoria casalinga in questo 2014. A liquidare la pratica ci pensano nel secondo tempo Zambon e Furlan, che confezionano 2 gol da quasi a cineteca, e poi naturalmente ancora Furlan di rigore consolida il parziale. L'assenza di Lucchini tra le file del San Paolo pesa, il giovanissimo Pizzarello classe 96 non è riuscito a sostituire il giustiziere del Pordenone di due domeniche fa, ma soprattutto la squadra vista oggi il San Paolo Padova non ha avuto né testa né coda rispetto a quella che naturalmente avevamo visto 2 settimane fa. Quindi grande festa qui al comunale di via Giovanni XXIII e quindi attualmente altri 3 punti importantissimi per questo nuovo Tamai che ha trovato nuova linfa e soprattutto un nuovo tecnico che speriamo, e questo è l'auspicio di tutti, riesca a portarlo ben fuori dalla zona calda della classifica. Alberto, c'è Pamela che deve farti una domanda. Sì, più o meno. Fatemi domande imbarazzanti. È una domanda squisitamente tecnica, te la vuol fare la Pamela che sta oramai imparando a masticare il calcio. Prego Pamela. Sì. Siccome Giovanni ha fatto il nuovo sondaggione, ha chiesto se io posso fare o no un calendario. Secondo te? Ma guarda, io ti prendo la risposta da sola. Comunque la mia risposta è sì, perché guarda, una ragazza come te merita non solo il calendario, molto di più, quindi non c'era dubbio. Il calendario e spero di essere il primo a vederlo, prima. A te darò una coppia speciale se lo farò. Sì, ma con tanto di dedica tua, sì, sicuro. Sulla mia guanza però al momento. No, allora il bacio no, c'è il moroso, Alberto non si può. Ho detto sulla guancia. Ma il moroso è geloso, Oliver è geloso. Guarda che ti morde. Io non sono geloso, morde. Io non sono geloso, pertanto guarda, vai tranquilla. Bene. Comunque la mia risposta sia affermativa, ben venga il calendario, fammelo vedere in anteprima. Benissimo. Va bene. Grazie Alberto Commisso. Giovanni, vuoi che vado negli spogliatoi ti faccio parlare con Di Agostini? Ma siamo un po' presi, guarda, prova a chiamarci, vediamo come siamo con gli altri collegamenti, va bene? Va bene, ottimo. Grazie, ciao, ragazzi, grazie. Ciao a voi. Che siamo al 20° e ancora 1-0 per l'Atalanta. Enrico. No, volevo dare una svolta un po' anche così un po' culturale, sociologica al programma, non no? è vero. Ecco. Prenderei spunto dal fidanzato di Pamela, che è Oliver. Ecco, vorrei proporre al parterre qui alla platea il tema la gelosia oggi. Ha ancora senso? Ma facciamo sedute psicologiche, non lo so. Se vuole posso fare rispondere io. Sì, prego. Un nostro amico che come si chiama? Il sociologo, lei se lo ricorda? Francesco Forestoni. Che è uno dei personaggi del che direbbe una cosa. Per esempio la gelosia nell'anno 2014, qualcosa di cui noi effettivamente non abbiamo bisogno, quando nell'era di internet abbiamo bisogno di qualcosa, facciamo un click, facciamo un www e lui ce lo dà, www e vuoi, sì che voglio, allora me lo prendo. Se hai qualcosa me lo prendo, è inutile che tu voglia qualcosa e sia geloso di qualcosa che è di qualcun altro. Condividiamo vuol dire dividere insieme vuol dire mantenere
neri intere, o dividi o metti insieme. Quindi è un'alternativa. Alternativa vuol dire che fai parte, per esempio, degli anni 70. Negli anni 70 andavano di moda i capelli lunghi e i colletti lunghi anche delle camicie. Nelle camicie lunghe c'erano i fiori venivano messi al posto delle bombe nei cannoni. Quindi i cannoni andavano altrettanto di moda negli anni 70, per esempio, e quindi cresceva un'erba che non era come questa che noi calpestiamo in questo momento, quella dei campi, ma era un'erba più vera, più vivace, e quindi era qualcosa di vero che non aveva bisogno di essere condiviso con nessuno, come per esempio quell'erba di una volta, la vuoi tu, la voglio io, è di tutti, quindi la gelosia non ha senso. Bravo. Bravissimo Federico, ti mancava. Sì. Cosa c'è? Serba, avevo letto in un ospedale in Francia, hanno chiamato dei volontari per fumare la cannabis, si sono presentati in 300 ragazzi. No, ma non è questa la notizia. Perché non sapevo niente io, scusa? Perché non eri attento. Non eri attento. Obelix è caduto dentro da bambino lui. Ah, ecco, c'è Riccardo Riem per... Bene, allora Pordenone e mezzo Corona, risultato finale. Allora, 4-1, secondo tempo al piccolo trotto, da notare solo per i 2 gol che sono stati fatti, il gol di Zubin che ha fatto il 4-0 e il bellissimo gol su calcio di punizione di Clementi del mezzo Corona. Un allenamento per il big match di sabato prossimo, speriamo insomma che Pordenone si riprenda un attimino, perché insomma la partita sappiamo tutti quanti che sabato prossimo sarà importantissima, perché un risultato negativo chiuderebbe di fatto il campionato. E c'ho l'avvocato Mazzarella che vorrebbe chiudere il discorso, adesso te lo passo così. Vorrei capire quale dei due adesso, vediamo che discorso chiudiamo. Sì, adesso il vecchio Maurizione qua ti chiude il discorso. Sentiamo un po'. Ma come previsto, vediamo se ci chiudono anche il programma. Prego avvocato. No, dico come previsto, hanno vinto tutte e due, quindi sì. Domenica, sabato ci sarà lo scontro diretto che deciderà forse il campionato. E quindi speriamo almeno in un pareggio del Pordenone, perché con 5 punti di svantaggio il Marano comunque non può stare tranquillo fino alla fine. Se vince il Marano penso che il campionato sia finito. Finita diciamo la regular season, perché dopo sappiamo che ci sono i playoff e quant'altro, no? Sì, vabbè, i playoff sai, sono la Coppa del Nonno, sì. come era una volta la Coppa UEFA. Sì, questo è vero. E quindi non servono a niente, insomma. Certo. L'Udinese sta perdendo 1-0 e in questo momento di Natale purtroppo ha sbagliato un gol, dai. Comunque sta perdendo 1-0. Vabbè, proprio avvocato. Vabbè, sì. Allora domenica prossima avvocato. Domenica sicuramente o vieni in studio o sarai su qualche campo. No, domenica vengo perché così commentiamo la partita del sabato che con Ricky probabilmente andremo a vedere. Sì, saremo in tanti a Marano, credo. Va bene. Sì. Va bene, grazie. Grazie avvocato. Buona domenica, grazie. Arrivederci, grazie. Quindi io direi che sforiamo, andiamo alle 30 per la pubblicità, facciamo solo una barra dalle 4 alle 5. Allora, vediamo se abbiamo tutti i definitivi. Non ho niente di definitivo, a parte Pordenone mezzo Corona 4-1 che abbiamo già sentito, Tamai San Paolo Padova abbiamo sentito Alberto. Le altre ce l'ho ancora tutte col pallino verde. Bene, col pallino verde interessante, prego Enrico. No, mi era venuto in mente che magari uno specchio pubblicitario, uno spicchio potrebbe essere fatto da una serie di ditte di onoranze funebri, quindi per esempio a seconda di ci sarebbe una bara pubblicitaria. Possiamo andare. Calcio di rigore per l'Udinese. Calcio di rigore per l'Udinese. Attenzione, è parlato dei morti ed è arrivato il calcio di rigore. Addirittura chi chiama Stendardo vicino a sé, ex difensore della Lazio. Vediamo se è rosso o se è giallo o arancione. Vediamo. Regolare, respinta del portiere, poi Stendardo con il braccio da dietro stende proprio, fa lo stendino a Di Natale. Vediamo da qui che si vede dato qualcosa. Il Chievo
Sì, dai. Rigore francesina. È rigore, dai. Allora, Totò di Natale e commenta di Enrico Pellizzari. Attenzione, la palla è sul dischetto. Sì, guarda che sta tirando. Guarda però. Gol, 1-1, benissimo. Bene, come vedete l'entusiasmo ha travolto. Vedi, ha segnato l'Inter, ha segnato il Milan vince, l'Udinese. Ti ho detto che si hanno segnato. È vero, infatti. Scusate, la parola Speranza per tutti. alla parola Pamela che ci aggiorna la Serie A al 26esimo dei secondi tempi. Chievo Catania 1-0, Inter Cagliari 1-1, Sampdoria Milan 0-2, Udinese Atalanta 1-1. Bene. Su Chievo Catania ti devo aggiornare. Ecco. Sì, il rigore c'è. Nei tuoi confronti. Sa sempre tutto. Angolazione. Dall'altro sembrava si fosse buttato. Quindi Chievo Catania. La prossima volta te le nascondo. Chievo Catania 2-0, Gianni, Gemma. ti aggiorno anch'io, aspetta. Allora, Belluno Sacilese 0-1, Benissimo. terminata. Vittorio Falmec Marano 2-5. Sì. Terminata. E Giorgione La Fenadora 1-1, terminata. Chi? Giorgione La Fenadora. Uno, Lo dico di nuovo. Prego, Giorgione. Gemma. No, la Fenadora. Ci sono dei messaggi che sono arrivati. Ok. Allora, Pamela, attenzione, Luca, che poi vogliamo sapere chi è questo Luca, ha detto che devi fare la valletta. Il calendario è solo per lui, firmato Lorena. E adesso? Scrive una roba adesso devo cercare di capire. No, guardami qua un attimo a me gli occhi. Allora, scrive Luca. No, scrive Luca dice. Allora, il messaggio dice così: Pamela, 2 punti. Luca ha detto che devi fare la valletta. Il calendario è solo per lui. Punti esclamativi, firmato Lorena. Adesso non è che non ho firmato niente. Posso? Sì, aspetta che parla Enrico. Adesso stiamo facendo un sondaggione per vedere questo calendario che potrebbe essere discinta, non discinta, seminuda, non si sa, esatto. Insomma, non si sa con non come per esempio esatto, dico sono 2 maiali di scinta di scinta senese. Ma quello che dico io, l'unica persona che dovremmo sentire e che non si è fatta sentire è il fidanzato Oliver, il famoso Oliver. Cosa dice lui? Detto Oli, l'amico di Benji. Cosa dice lui? Oliver fa Wolf. Te lo dico, è un cane il mio fidanzato. Quindi Enrico, se si arrabbia, vedi che sono in corso i ricorsi storici. Sai quando si dice l'ex moglie di Paolo Fraiese che torna fuori dopo 40 anni, i famosi corsi come Giovan Battista Vico. La storia fa da corsi e ricorsi precedenti. Infatti io ero completamente ignaro del fatto che tu intrattenessi un rapporto sentimentale con un cane. A un basso town. Cosa ha fatto Bip? C'è la tua amica che ti chiama. Allora andiamo avanti con i messaggi di affari tuoi, te la puoi fare? Scusa Enrico, c'è una patata che si è fatta sentire. Non per niente, scusate, poi adesso qui stiamo giocando sui doppi sensi. No, era una patata. Io una marca di patate ha preso Rocco Siffredi per fare la pubblicità. Io ho sentito una patata che ha fatto plin. Ci siamo allarmati. Scusate, c'è Gemma che deve intervenire. Dimmi Gemma. No, c'è un messaggio per Sara. Dice: Sara, porta un po' di fortuna ai blu cerchiati che i milanisti sono proprio antipatici. Cosa devo fare? Io poi non sono tifosa sampdoriana. Mi impegno, ma io ho un amico qui. Non tutta questa energia sampdoriana io. Attenzione, niente, ce la siamo cavata. Falso allarme. Federico Genoano Doc. Anch'io ho un amico Genoano Doc al quale scusate, come va la Sampdoria, lui dice mai seguito il ciclismo. Questo in onore della madre. Dai che si arrabbiano. Allora, commento tecnico di Pellizzari. Attenzione, mischia in area udinese, non so come ci ma 10 minuti fa però Enrico andiamo avanti. Vabbè, se mi fermate, uno deve raccontare del ciclismo, un altro parla del calendario. Cioè le cose o in tempo reale o si fanno. Siamo andati, abbiamo rischiato. Poteva carambolare. Abbiamo degli SMS su WhatsApp, non so cosa. Pamela, sei una brava valletta, continua così, per il calendario c'è tempo. Quando vuoi e quando puoi, torna a trovarci, noi della nuova San Danielese ti aspettiamo. E dove gioca suo fratello? Sì. No, io non sono d'accordo, per il calendario non c'è tempo. No, vogliamo aspettare che diciamo così sia boccascante con cellulite. No, vediamo adesso come nella sua. Guarda, mi stanno venendo 25 battute al secondo e non le faccio. Ultimo. Gemma. Per Pamela è più bella davanti allo schermo, anche se vedendo le foto vai che sei grande. No, scusa. Allora rivediamola questa foto. Visto che
che sondaggione. Questo signore l'ha vista dietro lo schermo anche, perché se davanti allo schermo ma Michele anche tu nelle foto allora, visto che questa sondaggione sta riscuotendo un grande successo, avete ancora mezz'ora per partecipare appunto e dire anche la vostra, se Pamela. Però secondo me altre foto avrebbero aiutato il sondaggio. Non possiamo fare... avrebbero spinto la gente no, sì, non possiamo fare 1000 cartelli, sondaggione. Ma lasciamo stare, prendiamo le foto da Facebook o da YouPorn dove hai messo le foto. Però va detto, una volta i fotografi ti dicevano sei troppo negativi. Questa era dopo questa ricca di saggezza, dacci le cuffiette a noi. Infatti, stavo per dire andiamo in pubblicità. Ho bisogno di fare una dobbiamo prendere. Io devo bermi almeno 2 americani dopo questa battuta. E per fortuna c'è la pubblicità in questo programma. L'ultimo, ragazzi, che si vince. Dai, l'ultimo passaggio pubblicitario e poi via dritti fino alle 17 con tutti i finali della Serie D confermati. Naturalmente ci collegheremo anche con San Daniele per San Daniele Lumignacco e naturalmente la Serie A con Pamela Bonesso che ci svelerà se farà o meno calendario. Ma io avevo capito che lo fa, ho visto su Facebook che lo fa. Non è così. Ho detto che non è decisa. Non ho deciso niente. Però guarda che c'è la tua foto sul calendario, io te lo dico. Sì, lo so che c'è una foto. Ah, il lancio pubblicitario. Sì. È per fare audience, diciamo. Audience, suspense audience. Oggi il francese si spreca. Dai, mon amour, andiamo in pubblicità. Guarda, dopo ti rispondo. Reclam. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport Triveneto in poltrona. Un bijou. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati.
Tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Inquadrate lei che mangia la patata. L'altra domenica allo Sport Triveneto in Poltrona stiamo facendo merenda. Sì. Allora, Serie D, diamo i finali, finalmente i finali. Finalmente i finali? Allora ricordiamo, partita giocata ieri, Fersina Perginese Montebelluna 1-2. Per quanto riguarda le partite di quest'oggi, la Sacilese va ad espugnare il campo del Belluno e quindi si porta ancora più solidamente al terzo posto in classifica, quindi Belluno Sacilese 0-1, Este Fincantieri Monfalcone 2-1, Giorgione La Fenadora 1-1, Pordenone Mezzocorona 4-1, Tamai San Paolo Padova 3-1, Triestina Dro 3-0, Trissino Valtagno San Vitese 1-0, è confermata anche questa? Sì, però è ancora verde. Quindi non è confermata, e Vittorio Falco in Marano 2-5. Esatto. Ecco, tra poco ci colleghiamo con San Daniele per avere il risultato finale del primo tempo. Sì, ti confermo Trissino San Vitese 1-0. Ecco, purtroppo la San Vitese perde. Tra poco valuterò, o meglio dovrò fare la classifica, vi darò anche la classifica della Serie D. Per quanto riguarda la Serie A invece è tutto confermato? Sì, tutto allora ricapitoliamo. Chievo Catania 2-0, Inter Cagliari 1-1, Sampdoria Milan 0-2, Udinese Atalanta 1-1. Bene, Gemma. Volevo salutare Michele di Cervignano che dice: è un piacere guardare la vostra trasmissione, forza Unione, forza Godeas. Ciao Michele, e poi in collegamento abbiamo per il finale insomma di Belluno Sacilese Pier Antonio Stella. Bene, allora Pier Antonio, è con grande piacere che ho dato questo risultato, l'ho appena dato, e quindi come si diceva in apertura di puntata e anche col tuo primo collegamento, l'esame di maturità è passata, la Sacilese vola verso il terzo posto solitario. Sì, questo dicono i numeri. Abbiamo appena parlato adesso con mister Zironelli che onestamente ha ammesso che oggi sicuramente è stata una vittoria frutto di un episodio nel finale che premia la costanza della Sacilese, ma probabilmente insomma penalizza, ecco, forse più dei suoi demeriti il Belluno. Era una partita insomma che sarebbe finita, se fosse finita, chiedo scusa, sul pareggio ovviamente non avrebbe scandalizzato nessuno, ma sappiamo che questo è il calcio. All'andata sappiamo come è andato, un pareggio che poi si è tramutato in una vittoria a tavolino per un errore da parte della Sacilese, e quest'oggi il destino ha tornato i 3 punti appunto ai colori biancorossi, ripeto, con una zampata finale di Craviari su cross del giovane Alves De Lira, 2 nuovi entrati oltretutto, per cui veramente mosse azzeccate quest'oggi di mister Zironelli, e ora la classifica veramente sorride, 4 punti di vantaggio, ovviamente da difendere nelle prossime 10 giornate a partire da domenica prossima, quando al 25 aprile arriverà la Triestina, per cui partita sicuramente di grande fascino, però è ovvio che in questo momento i numeri sorridono. Benissimo, naturalmente porto i complimenti al presidente e a tutti i ragazzi della società. Sai che noi vi seguiamo sempre con molta simpatia e sarebbe bello proprio che la Sacilese chiudesse il campionato al terzo posto, per quanto mi riguarda ovviamente.
Va bene, noi ringraziamo te e che prendiamo questo augurio sperando appunto che possa veramente diventare realtà la fine del campionato. Grazie ancora a Pierantonio, ci sentiamo domenica per questo grande scontro Sacinese-Triestine. Allora, sono riuscito, mentre parlava Pierantonio e stando attento a quello che diceva, anche a aggiornare la classifica di Serie D, e allora dopo la 24esima, scusatemi, giornata di campionato? Puntata la chiamo oramai io, perché qua andiamo a puntate non a giornate. La classifica della Serie D, prima dello scontro di sabato Marano-Pordenone, vede il Marano a 65 punti, il Pordenone a 60, come abbiamo sentito da Pierantonio Stella, la Sacinese va a 45, distanziando di 4 punti il Belluno che rimane a 41 ed è raggiunto dall'Este a 41 punti. Il Montebelluna il Montebelluna resta a 33 punti, mentre, come si diceva in apertura di trasmissione, se la Triestina avesse vinto avrebbe fatto un grande salto in avanti. Infatti la Triestina si piazza alle spalle del Montebelluna a 32 punti, per proseguire con la Fenadora a 31 punti, a 30 punti un gruppone con San Paolo Padova, Giorgione, Trissino, Valdagno, poi c'è il Baratro, si arriva a 26 punti del Vittorio Falmec, la San Vitese raggiunta dalla Tamai a 25, in coda Fincantieri Monfalcone 22, Mezzocorona e Dro 20, Fersina Perginese 13, Gemma. Eri un'ora col microfono. No, ero lì, non avevo il microfono in mano. Si ero spostata perché Enrico stava facendo un lavoro. Ah, ho capito, no, perdonami. No. Allora, falso allarme. Presidente, cosa succede a Udine? A Udine avevo visto un po' di un risveglio dell'Udinese, però adesso lo vedo in difficoltà, devo dire la verità, sono molto preoccupato. Speriamo che porti a casa questo pareggio che secondo me sofferto, ma è un buon punto. Beh, sono al 42esimo. Mancano 3 minuti più recupero. L'Atalanta ha appena scheggiato la traversa. Stanno giocando, si erano un po' addormentati l'Atalanta, però in questi momenti qui si è rinvigorita e sta giocando un buon pallone. Vediamo l'opzione attacco o l'opzione Badu, difesa. Esce Badu ed entra. Quisal. Complimenti al parrucchiere. Quisal. Quisal. Nome o nome? Yedba. Dai, un centrocampista di costruzione. Avete mai realizzato voi di Modacio.it o Michele Cupitò o Paola dei calendari, visto che parliamo di calendari? No. Per il comune. Avevamo dato una mano a fare col comune di Jesolo un calendario, hanno organizzato proprio il casting qualche anno fa. Sì. Ecco. Era un calendario ovviamente sulla spiaggia di Jesolo? Diciamo che promuoveva delle giovani modelle contestualizzate in quello che poi è la città di Jesolo. Estivo, insomma. Sì, è una cosa molto bella. Assolutamente. Voi, tra parentesi, parlava prima anche la Martina, per vostro conto e vostra vece, organizzate un sacco di manifestazioni anche al mare. Se vuoi ricordare, anche se le date non ci sono ancora, ma sono belle manifestazioni, quali sono gli appuntamenti? Certo, volevo precisare che Paola è il lato serio dell'agenzia. Vuoi che parli Paola? Quando io parlo anche io, volevo solo tranquillizzare chi è a casa, che insomma, però c'è anche il lato serio. C'è il lato serio che è lei. Io per il ruolo che ho, visto che mi fanno presentare le cose, sono quello che deve per forza di cose interagire, mi viene più spontaneo così. Però come manifestazione che abbiamo, facciamo Lignano in Moda, che è una manifestazione che ormai è una tradizione, poi c'è un concorso per stilisti che è Moda d'autore, Grado e Moda è un altro importante evento, poi facciamo anche diversi appuntamenti in varie location, ci è capitato di lavorare in provincia di Venezia, e poi insomma quelli sono i 3 grandi eventi, però insieme a questo abbiamo organizzato anche quest'anno a settembre la sfilata di moda alla Tisana, quindi insomma si fanno diverse cose, non comunque dimenticando anche quelle belle strutture alberghiere che ci sono nel litorale, dove insomma si fanno anche delle belle cose. E anche quel grosso campeggio di Lignano in cui mi sfugge abbiamo il nome. fatto anche il Pino Mare, abbiamo organizzato esatto. degli eventi lì, quindi insomma abbiamo l'ossatura di 3 o 4 grossi eventi, soprattutto il concorso per stilisti, moda d'autore d'estate, e poi, come hai fatto tu vedere prima, sposa d'autore, quello facciamo in Fiera Udine, quindi sono eventi molto importanti. A questi poi si aggiungono, e poi quest'anno abbiamo Miss Italia, quindi quello sarà un impegno. Mentre l'Udine sta rischiando, meno male, l'Udine stava rischiando. Non volevo legare questa cosa sotto. Io sono anche superstizioso, quindi non avrei mai voluto. Bella azione. Chi è questo ragazzino qua? Buonaventura, anche lui nazionale under 21, mi sembra Buonaventura. Stavo leggendo qui sulla vostra scheda che organizzate anche dei corsi. Allora, noi facciamo una cosa molto importante, un'opportunità che noi diamo ad alcune ragazze e alcuni ragazzi. Tra l'altro la Martina è una di quelle che ha partecipato. Noi organizziamo, quando troviamo gli sponsor o comunque enti che lo sostengono, dei Fashion Master. Sono dei corsi di portamento totalmente, lo sottolineo 8 volte,
totalmente gratuiti, quindi noi offriamo l'opportunità a questi ragazzi e queste ragazze di cominciare a muovere i primi passi in passerella. Poi naturalmente se una ragazza è brava, sono ancora in tempo. però no, ci tengo a dirlo, gratuiti, ecco, io non voglio assolutamente c'è essere... Pellizzari che deve chiederti una cosa. Sono ancora in tempo? No. Devo dire di sì per amicizia, devo dire di sì per amicizia. No, Paola, poi però partecipa a un casting, non si sa il mai. famoso casting. Ci metterò la buona parola. Il famoso casting. Ti comunicheremo date e luogo del casting. E le faremo sapere. Ecco, poi da pochi giorni, Meglio. da poche settimane, Paola, la vostra agenzia ha preso questa grande esclusiva sia per il Friuli che per il Veneto come organizzatori e organizzatrice ovviamente di Miss Italia per il Friuli e il Veneto. Sì. Quindi se c'è qualche ragazza che ha delle aspirazioni che vuole partecipare. Esatto, partecipare, provare questa, come si fa? Allora può mandare una mail di così richiesta a misitalia@modashow.it oppure compilare la scheda sul sito ufficiale di Miss Italia, che è www.missitalia.it. Scusi, puoi ripetere per favore? Allora, una mail a missitalia@modashow.it. Grazie. Compilare la scheda sul sito www.missitalia.it, che è il sito ufficiale di Miss Italia. Abbiamo anche attivato una linea telefonica, che però non la dico perché sarebbe impossibile, però se vanno sulla pagina Facebook di Miss Italia Friuli Venezia Giulia e Miss Italia Veneto, sono 2 pagine Facebook e sono, lo dico, le uniche 2 pagine ufficiali per il concorso in regione in Friuli Venezia Giulia e Veneto, lì le ragazze trovano tutte le informazioni. Certo. E invito le ragazze in Friuli, in Veneto, fatevi vedere, perché io vorrei che... Io sono sicuro che in una casa del Friuli del Veneto ci potrebbe essere Miss Italia 2014. Miss Italia 2014. Fatevi sentire, Ti interrompo un attimo perché c'è la Gemma che sta fremendo. C'è un aggiornamento, San Daniele Lumignacco 1-0, ringraziamo anche il nostro Moreno. Grazie Moreno. E poi un messaggio al volo dice: meglio che faccia uscire Muriel più spesso, Udinese pareggia, forza Udinese, vai Martina. E la Martina nostra di prima. Sì. Sai chi è Martina? È la Martina di prima. La Martina che era qua. Evidentemente non aveva un appuntamento importantissimo, allora no, non hai capito. Ormai è stanco dopo 2 ore di autonomia. Cosa mi manca? Non l'ha scritto la Martina, ma quello con cui doveva uscire. Ah, ho capito, sì. Adesso vai Martina, ma No, dovete capire, dopo una certa ora quest'uomo mi diventa anziano. Non solo lui, però mi sembra, secondo me Giovanni se ne lasciava i loro è due. È la vicina. Possiamo fare anche dell'altro promozione. Scusate, c'è un momento. Assolutamente. Viene da dire in questo momento, qui manca la chitarra di Perizzari, verrebbe da dire la domenica andando alla messa. Ecco, proprio la trasmissione ideale quella della messa. E potevo cantare anche la bella Gigogin così. No, allora, e prima di sentire il presidente che appena finisce la partita, al presidente le diamo la parola perché ci deve dire delle cose che ci aveva accennato. Vediamo se in regia ci sono state tante richieste, soprattutto di una persona, ovvero sia Enrico Pellizzari, ma perché c'è solo questa foto di Pamela Bonesso? Siccome abbiamo un archivio storico, questo è il fidanzato. Questo è Oliver, vedi che lei dorme tranquillamente a casa col fidanzato. Ecco. Hai visto che bel moroso? Visto che è il fidanzato ti fa dormire per terra. No, lo stavo coccolando. No, ma ecco. Questo non c'entra niente con il mio fidanzato, però. No, questo qua è quando lei ha vinto il frigo della trasmissione. Non sono milanista. Non è assolutamente milanista. Ci andiamo avanti con le foto perché... Diciamo che lo fai per soldi. Chi in casa... Beh, questo è un bellissimo primo piano, devo dire la verità. Intenso. Sì, hai degli occhi bellissimi. Qua è quando ha sfilato a suo tempo. A suo tempo? 2 anni L'anno fa. Scorso, Beh, a suo tempo, è passato un anno. Caspita. Ecco qua invece è vestita. Finita Udine. Molto bene, finita Udine. Udinese, confermiamo Udinese-Atalanta 1-1 con gol di Brigo per l'Atalanta e pareggio su rigore di Totò Di Natale. Poteva andare peggio. Annuncio ai miei amici su Facebook che io non ho più foto perché Giovanni me le ha rubate tutte. Esatto. Ma poi non so perché sono capitate tutte quelle di quando tu hai partecipato a Miss Italia. Questa, non so perché, quella di destra mi piace molto. Secondo te, Enrico? Anche a me. Non serve neanche fare le fotografie, prendi queste. Ecco. Hai già il calendario. Hai già il calendario. Allora, Presidente, un velocissimo commento sull'Udinese perché lei ne ha parlato durante tutta la partita, ma soprattutto quello che ci ha detto che voleva esporre questo pomeriggio. Dunque, per quanto riguarda il risultato dell'Udinese, devo dire la verità, è un risultato che all'Udinese sta bene perché è stata anche fortunata oggi. L'Atalanta a mio avviso ha giocato meglio, ha giocato più veloce, più frizzante, più attenta,
con trame e con più passione. Certo. Ho visto nell'Udinese 10 minuti, secondo gli ultimi 15 minuti ho visto un'Udinese più attenta, ma per il resto della partita non una grande squadra, diciamo, che poteva impensierire questa Atalanta. Per quanto riguarda, vorrei chiudere su questo perché lì ha fatto secondo me un miracolo il nostro allenatore, che è Guidolin, che alla fine ha scelto le pedine giuste e poi alla fine diciamo un risultato di questo qui è un risultato, un punto che guadagnato, sì. Altrimenti non si muoveva la classifica. Per quanto riguarda il centrosedia invece devo annunciare 2 eventi molto importanti, che uno è già incominciato, il mese di gennaio, il torneo delle società. Lo abbiamo organizzato il primo 4 anni fa per tenere sempre in evidenza il settore giovanile, tenerlo anche diciamo mosso, no? Che facciano allenamento, che si muovano sti ragazzini. È destinato a categoria esordienti, a 9 e a 11. Bene. Dunque il torneo sta andando avanti, abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza grosse con il tempo che abbiamo avuto in questo mese, il mese di gennaio scorso, speriamo si migliorerà. Certo. La finale è il 25, una finale il 25 aprile a San Giovanni al Tisone, l'altra finale è il 1° maggio sempre a San Giovanni al Tisone. Dunque è regionale il torneo regionale, 48 squadre. Tantissime, quindi. È una cosa molto grossa, sì. Poi abbiamo il torneo Carlomiani, qui può anche parlare anche Omar, che lo conosce, l'ha organizzato anche lui. Siamo arrivati alla 31esima edizione. Strano se l'ha organizzato Omar fino alla 31esima. No? Sì, Omar è stato un dirigente del Natisone, quindi che poi alla fine la società, il centrosedia è nata nel 99, certo. Prima era il Natisone, e Omar è stato uno dei dirigenti del Natisone. Devo dire la verità, è stato un dirigente molto bravo. Bene. Sì. Io ho sempre lavorato nell'ombra, lo sai. No? Scopriamo doti nascoste di... Io ho sempre lavorato nell'ombra, sì. Il ruolo era quello di lavorare nell'ombra. Nell'ombra. Sì. Nel senso nell'ombra esatto, lasciamo pure che gli altri facevano la politica, si prendevano gli incensi, invece il mio lavoro era quello di lavorare sotto, fare squadra, certo. E andare a tappare i buchi, come si dice, un po' come... E adesso, ecco, sì, più o meno, non è cambiato ruolo. No. Quindi, Presidente, quest'altro torneo? Quest'altro torneo, nel 31 siamo arrivati, è uno dei più vecchi tornei della regione, la categoria Pulcini. Il Carlomiani è, diciamo, quella che, come posso dire, tra i più vecchi, tra... quei tornei che non si può farne a meno di partecipare. Certo, i più storici, diciamo. Più storici, esatto. E noi contiamo molto su questi eventi, perché oggi come oggi, lo sappiamo, gli sponsor sono tutti in difficoltà, o gran parte sono in difficoltà. Ringraziamo quelli che ci danno una mano, perché dobbiamo tenerceli stretti e buoni, e veramente sono sempre stati vicini alla società, che non è poco, e quindi gli eventi sono quelli che poi fanno la differenza, ecco. Certo. Per poter chiudere un bilancio, diciamo, sostanzialmente alla pari. Sì. Bene, grazie Presidente. Pamela, visto che è finita tutta la Serie A, se ricapitoliamo la giornata. Ti aggiorno la Serie A, però poi ho 2 annunci da fare. Ah signora, a posto siamo. Si sposa. Non mi ha ancora chiesto la mano, diciamo. Allora, la zampa. Allora, chiedo la zampa di sua figlia. Allora, Chievo Catania 2-0, Inter Cagliari 1-1, Sampdoria Milan 0-2, Udinese Atalanta 1-1. Benissimo, ricordiamo alle 18:30 Juventus Torino, questo grandissimo derby. Questa sera poi si gioca invece Lazio Sassuolo e domani alle 19 Parma Fiorentina e alle 21 Napoli Genova. Benissimo. E poi basta, spero. Allora, ci sono 2 annunci, attenzione Enrico, perché sei proprio sotto di lei, quindi attenta agli annunci di Pamela. Allora, uno riguarda anche te, Giovanni. Allora, a proposito di calendario, avrei proposto una cosa. Io faccio i mesi invernali, tu fai i mesi estivi. Sì. Va bene? Va bene.
Ok, lo facciamo. Va bene. Lui va a fare l'autunno. Se vuoi faccio l'autunno perché le foglie cadenti. No? Io le foglie cadute. Puoi fare gennaio. Poi una cosa più seria. Sì, questa invece sì. E allora, volevo annunciare che il 31 maggio... Si sposa? No, non si sposa. Ho detto una cosa seria. Ah, scusa, no, anche perché... No, è stagione, maggio. No, in effetti ricordiamo che a Udine di sposa lei ha vestito delle seconde nozze. Delle seconde nozze. Delle seconde nozze. Quindi per lei non mi sono sposata neanche la prima volta, puoi aspettare, no? Sì, va allora, bene. Il 31 maggio volevo dire che a Basaldella ci sarà il torneo intitolato Crazy Ball, organizzato dall'associazione di non udenti OSUF, di cui io sono madrina. Esatto. E di cui parleremo naturalmente. Ovviamente nelle prossime Sì, esatto, puntate. tornerà anche il presidente, esatto, sì, e di questo ne parleremo, ma è giusto già anticiparlo. Tra parentesi, locandine e flyer saranno con l'immagine di Pamela, quindi sicuramente una bella cosa sia da partecipare e soprattutto da vedere. Ovviamente io farò le premiazioni. Beh, ovviamente. Come Enrico, tutte le madrine che si rispettino. allora, la chiusura è per i nostri amici, quelli, probabilmente due attori che vorrei avere ogni domenica in studio. Guarda che Omar ha dato una mano. Va bene, allora. È quello che lavora nell'ombra. Enrico, anche Omar ha dato il suo contributo. Enrico e Federico. Vorrei fare dell'autopromozione intanto. Per intanto. Dai. Prima di tutto, allora, volevo intanto comunicare che sono single. Ancora? Da quella volta? Non ti sei fidanzato? Ma perché dove eri, scusa? Perché ti lamenti che sei single, pensavo fosse alla Non mi ricerca. sto lamentando. Sta solamente dicendo. Non è un lamento. Sta annunciando. Sta bandierando il 420. Esatto. È una malattia. Una malattia contagiosa. Nel senso che comunque insomma, diciamo Allora che io sono mi disponibili per amore occasionali. Ecco, tutto. Ah, occasionali. Qualche botta e via, dai, per intenderci. Giovanni. È disponibile per... sessuale. Ecco. Molto bella. Grazie Presidente. Ecco. Detto questo, quindi insomma fa sempre bene un po' di pubblicità. Sì. Assolutamente. Di accattonaggio poi. Allora, vediamo un po'. Facciamo un po' di promozione per... Esatto. Sì, non avete 12 ore, quindi ti conviene stringere. Sì, ma siamo qua dalle 2 e Giovanni mi ha detto c'è tempo. Adesso ci sono 2 minuti adesso. Ecco. Allora, un po' di promozione per Federico Scridel e me. Ed Enrico Pellizzari. Grazie. Se guardate in camera. Guardate tutti, eccoli là. Eccoci qua. Belli loro. Ce n'è Allora, uno però. riesci a fare tutti e due? Beh, diventiamo No, sono ingrassato. Diciamo che stiamo pensando anche di prendere il presidente con noi. Che non è sbagliato, secondo me. Anche Omar, che lui ha detto che lavora sotto e tappa i buchi. Quindi vai tranquillo. Omar, sì. Ormai è più di qualche anno che abbiamo questo piccolo spettacolo scritto da noi, è diretto da noi, interpretato da noi. Tecnicamente ecco, noi facciamo tutto tranne il pubblico. Viene a vedere qualcuno. Sì. Sì, Come si chiama lo spettacolo? Lo spettacolo si chiama Al Sedano Allegro. Di cui il signor Enrico Pellizzari è il direttore. Cos'è il Sedano Allegro? Il Sedano Allegro è ambientato in questa locanda di lusso 6 stelle superiore, in cui c'è il direttore intorno al quale poi ruotano parecchi personaggi, alcuni interpretati da Federico. Poi non abbiamo avuto prima un esempio, perché Francesco Forestoni è un sociologo e quello che ha fatto prima non è repertorio, lui li inventa al momento. Sul momento. Improvvisazione totale. E poi per il resto abbiamo un copione, una scaletta. Esatto. Diciamo che, come mi piace definirlo, è il punto d'incontro tra teatro, cabaret e animazione da villaggio turistico. Ecco, questo. Ma avete delle date prossimamente che si possono non dire? Non ancora, sto lavorando. Diciamo però che, se qualche locale interessato. Ecco, se qualche titolare di locale. Anche Panchinara va bene. No, se qualche titolare femminile, magari anche single, fosse interessato. Hai bisogno di altro? Carina, sì. Dobbiamo chiudere, salutiamoci, tagliano la testa. Ci vediamo domenica prossima, grazie a tutti gli ospiti. C'è una location dove... A domenica! Ciao! A domenica prossima, l'altra... Passa da In Outlet, spazio aziendale. Dietro al Bennett, a Roveredo in Piano, dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano X.